in campo che sta prendendo il via. Partiremo dal prossimo mese di luglio e ci vedrà coinvolti fino a fine 2024. Proprio sarà un progetto formativo proprio in campo con gli operatori e lavoreremo su tutto il Veneto, per cui immagino che tutti voi che siete qui iscritti, abbiamo appunto la lista, verrete informati su questo tipo, sulle nostre attività in tal senso. Rinnovo i saluti, gli auguri di un buon lavoro anche da parte del nostro direttore, il dottor Nicola Dell'Acqua, che ultimamente non riesce ad essere molto presente nelle attività dell'agenzia, però ci pensa sempre perché, come sapete, appunto è stato nominato commissario nazionale alla siccità e quindi è coinvolto molto in questo periodo, diciamo, nell'attività romana, nella sua attività romana. Do a questo punto, prima di dare la parola al collega Della Bianca, vi volevo solamente ricordare, appunto, raccomandare l'iscrizione dal punto di vista tecnico, appunto l'iscrizione, chi non l'avesse fatto, che è entrato senza iscriversi, di farlo, e poi soprattutto, esatto, per i crediti formativi, chi ha necessità di avere crediti, agronomi e periti possono iscriversi e la giornata verrà appunto riconosciuta. Do la parola al dottor Della Bianca e al dottor Carraro, non so chi parla di voi due, vedo che siete entrambi dell'unità organizzativa fitosanitario della Regione Veneto, per l'avvio del pomeriggio di lavoro. Grazie. Grazie a te. Innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti. Io in primis voglio portare i saluti dell'amministrazione, dell'assessore all'agricoltura che non ha potuto presenziare a causa di altri impegni. Io mi limiterò semplicemente a fare proprio due parole iniziali di inquadramento di quello che è la giornata e poi lascerò la parola ai vari relatori. Tengo in particolare a ringraziare anche i colleghi delle altre regioni limitrofe, alcuni abbiamo a fianco a me Stefano, non si sente? Okay. A fianco a me c'è Stefano Boncompagni, che ha accettato del servizio fitosanitario dell'Emilia Romagna, che ha accettato di buon grado di intervenire, poi interverrà Paola Gotta del servizio fitosanitario del Piemonte. Qui davanti vedo seduto Stefano Endrizzi del servizio fitosanitario di Bolzano. Altri, magari tanti di voi non li conosco ancora perché io sono arrivato da poco più di un mese appunto in questo tipo di nuovo incarico per quanto mi riguarda. E cosa volevo dire? Perché la presenza di questi colleghi, la presenza autorevole, oserei dire, di questi colleghi, che tra l'altro fanno parte di un tavolo tecnico sulla flavescenza dorata gestito a livello del Servizio Fitosanitario Nazionale, tavolo tecnico che ha portato proprio in questi giorni alla redazione di un'ordinanza nazionale sull'argomento, che non è ancora stato pubblicato ma che è in fase di sta facendo gli ultimi passaggi, perché ahimè a livello ministeriale i passi sono un po' più lunghi di quelli dei tempi che ci impieghiamo noi a livello regionale, dalla quale comunque noi abbiamo già mutuato e carpito quelli che sono i passaggi fondamentali per uscire con una nostra ordinanza regionale. Tutti questi passaggi sono stati fatti, appunto, si è cercato di farli in sintonia con quello che hanno fatto anche le regioni limitrofe, perché l'approccio di lotta, di contrasto per questa importante malattia cerchiamo di portarlo avanti in maniera il più possibile compatta e univoca, in modo da evitare sovrapposizioni, dispersioni di forze, di energie, e anche per quanto possibile di condividere quelli che sono i più attuali strumenti di lotta, coinvolgendo appunto, oltre che le regioni vicine, anche l'università, il centro di ricerca, il CREA
sezione vitivinicola, quindi stiamo cercando di approcciare al problema, il problema che è nato qualche anno fa, che ha avuto una importante recrudescenza a partire dal 2020-2021, con tutte le forze che abbiamo a disposizione. Quelli che vengono portati oggi sono i primi risultati del nuovo filone di ricerche che sono partite appunto nel 2021, quindi voi vedrete appunto quelle che sono le attività di cui poi vi parlerà meglio Sergio Carraro, che sono state condotte tra il 2021 e il 2022. Quello che ci tengo a dire è che questo è solo l'inizio, cioè questi sono i primi risultati di un'attività che è stata messa in atto a partire dal 2020 e che poi ha avuto e sta avendo un ulteriore seguito. Infatti, come citava prima Alessandra Liviero, sono state avviate tutta una serie di ulteriori collaborazioni con l'Università di Verona piuttosto che di Padova, sempre con il CREA, per approfondire via via tutta una serie di aspetti che man mano che si va avanti con appunto lo studio della malattia risultano degni di approfondimento. Io per ora mi fermo qui, passo la parola a Sergio che vi spiegherà meglio quali sono appunto gli studi che verranno presentati. Grazie. Grazie direttore, buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. In realtà chi vi parlerà dei progetti sono i relatori che l'hanno eseguiti effettivamente. Io semplicemente faccio una brevissima introduzione per dire, il titolo lo dice già chiaramente tutto, cause associate alle nuove epidemie di flavescenza dorata. Faccio un piccolo per essere, ve la metto lì, facile e semplice. 2020, giugno-luglio, il 2019 aveva già cominciato a mordere, la flavescenza si era vista un po' dappertutto, nei vari territori veneti. 2020 cominciamo a indagare. Assieme con il mio direttore, che se magari ci segue in streaming, saluto buon volentieri, magari si trova in qualche luogo di buon ritiro, il dottor Giovanni Zanini, ci mettiamo d'accordo sul fatto di indagare, di cominciare ad analizzare le situazioni che si stanno sviluppando in alcuni comprensori in particolare, cioè dove la malattia sta battendo di più. Facciamo una prima ricognizione, immediatamente dopo interpello Elisa Angelini e Nicola Mori e cominciamo a prendere e a sindacare un po' di più. Cominciamo a notare che ci sono delle situazioni, delle dinamiche che lasciano spazio a delle perplessità, cioè sembra che ci sia un comportamento epidemiologico, così almeno questa è l'impressione, che siano diverse da quello che tutti noi, visto che qualche capello bianco ce l'abbiamo pure, abbiamo vissuto anche nella prima fase dell'epidemia, quella degli anni 90. Abbiamo notato in particolare che cosa? Un gradiente di incidenza della malattia a partire dai margini esterni dei vigneti verso le bande boscate che, detta in tutta franchezza, ci ha lasciato un po' perplessi. E abbiamo detto, vuoi vedere che qui c'è qualcosa che arriva da fuori? Vuoi vedere che c'è un qualche ruolo importante da parte delle essenze che sono presenti a livello di bande boscate e anche di magari qualche altro nuovo vettore che comincia a prendere un po' di peso nel ruolo e nella dinamica? E questo è stato il primo quesito. Il secondo, che è emerso immediatamente dopo, è stato anche quello di dire, sì va bene, ma è stata buona per oltre 20 anni, come mai adesso si è risvegliato tutto un colpo? Stiamo parlando della stessa flavescenza o di qualcosa di diverso? Cioè, sempre flavescenza ma ceppi diversi. Questi sono stati i due motivi cardine sul quale ci siamo, abbiamo costruito attorno, assieme appunto a Crea Viticoltura e all'Università di Verona, un progetto che a loro adesso appunto vi vengono a presentare. Siccome ci saranno, allora non avevo mai immaginato, scusate, io ho terminato la parte introduttiva, spero sia stata breve, ci sarà sicuramente, visto considerato che un mese fa, quando avevamo programmato questo incontro, questo evento, non avremmo mai immaginato di trovarci con il decreto pilota obbligatorio fatto l'altro giorno. Per cui immagino che ci sarà più di qualcuno che vorrà avere qualche delucidazione. Vi chiedo la cortesia di tenere le domande alla fine, in modo tale che siamo qua e chiaramente cercheremo di dare qualche specifica in merito. Grazie. Grazie Sergio.
adesso io vorrei coinvolgere, sperando di riuscirci, la dottoressa Paola Gotta, che ci segue da streaming, che è coordinatrice appunto del tavolo, del gruppo di lavoro nazionale sulla flavescenza dorata, in modo che possa fare delle sue considerazioni su quello che è il lavoro che è stato portato avanti a livello appunto di questo gruppo di lavoro, che è sfociato poi nella stesura di un'ordinanza nazionale, appunto come vi accennavo prima. Adesso un attimo che procediamo con il collegamento. Dopo di lei, intanto, dopo il suo intervento, passerò la parola a Stefano Boncompagni, che è qui vicino a me, che farà un po' da moderatore, vista anche il suo ruolo, la sua importanza che ha all'interno di questo gruppo di lavoro, e poi quando deciderà lui potrà anche dare quello che sono le sue impressioni o portare le esperienze nell'ambito dell'attività dell'Emilia Romagna. Ecco Paola, forse. Ciao Paola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Mi sentite bene? Ti sentiamo bene. Benissimo, grazie. Tu hai seguito, immagino, per cui... Ci sei? No. Io ci sono, però non... Adesso ti rivediamo. Ok, Vai perfetto. pure, approfittiamo prima che sia troppo tardi. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la Regione Veneto, il servizio fitosanitario che mi ha chiesto di partecipare. Vai, noi ti sentiamo. Sì, allora innanzitutto vorrei dire che noi per primi siamo quelli che in realtà negli anni 90 alla fine degli anni 90 abbiamo avuto il problema della flavescenza dorata e abbiamo quindi chiesto proprio a voi del Veneto di darci un po' quello che poteva essere tutte le indicazioni per gestire questa emergenza, e quindi abbiamo proprio questo ricordo iniziale di tutti i buoni suggerimenti che voi ci avete dato. E quindi come dire, il fatto che poi noi ci siamo in questi anni abbiamo cercato di gestire la malattia sul nostro territorio in questi 20 anni, perché noi non abbiamo avuto la situazione come è successo da voi, che a un certo punto la malattia è sembrata appunto contenuta. Da noi non è stato così. E quindi abbiamo dovuto continuare a gestirlo e effettuando anche tutta una serie di attività di ricerca e di sperimentazione che è continuata in questi 20 anni, e cercando di gestire proprio la malattia sul territorio. Nel momento in cui c'è stata la recrudescenza c'è stato questo importante momento di lavoro di gruppo a livello nazionale, e quindi tutti i servizi fitosanitari su questa emergenza, sia elaborando un documento con delle linee guida tecniche che fosse coordinato tra tutte le regioni, e sia anche cercando di mettere mano alla revisione del decreto di lotta obbligatoria, che ormai era del 2000, quindi cercando di fare squadra anche nella definizione della nuova ordinanza. Questo è un grosso lavoro che è stato fatto nell'ultimo anno, e contemporaneamente si è anche cercato di fare un'attività
proprio di fare delle sperimentazioni sull'efficacia delle sostanze attive che sono disponibili un po' in tutte le regioni e condividendo quindi tutti i risultati. Quindi c'è stata veramente questa grossa rete importante che probabilmente negli anni passati era un po' venuta meno. Quindi io quello che voglio fare è augurare buon lavoro di questa giornata dove c'è la restituzione dei dati, dei risultati della Regione Veneto e di tutto e di più per riuscire a analizzare un po' tutti i problemi, tutti gli aspetti e anche cercando di approfondire quelli che sono i meccanismi che fanno sì che probabilmente a un certo punto c'è stata questa recrudescenza, ecco, che c'è stata anche da noi in Piemonte negli ultimi anni, ma che comunque è rimasto sempre latente anche negli anni precedenti. Quindi io ringrazio ancora e lascio a voi l'apertura dei lavori. Grazie. Grazie Paola, siamo noi che ringraziamo te per il tuo contributo. Adesso se vuoi rimanere collegata su YouTube, ben volentieri. Io passo la parola a Stefano, che poi appunto proseguirà nella sua attività di moderatore. Intanto onorato di essere qui con voi, ci chiamiamo Lucio e Stefano, è da poco che ci conosciamo, come ci chiamavamo Giovanni e Stefano, e questa cosa per me è degna di nota perché abbiamo dei problemi che sono forti, gravi e comuni e quindi bisogna, come ha detto Paola giustamente nell'intervento, lavorarci insieme. Una serata piena di tanti interventi rilevanti. Il primo è quello di Enea Guerrieri dell'Università di Verona e si parlerà di strategie insetticide. Io non direi nulla se non lasciare la parola a chi interviene e ci darà il senso di questo approfondimento. Tenetevi forte perché sarà un pomeriggio di quelli impegnativi, c'è tanto lavoro, tante cose da dire, tante ancora incerte, ma su quelle su cui siamo sicuri bisogna mettere la barra dritta perché abbiamo bisogno di un cambio di passo significativo. Sì, buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Enea Guerrieri, assegnista presso il Dipartimento di Biotecnologia dell'Università degli Studi di Verona. Nel biennio 2021-22 mi sono occupato di svolgere parte delle attività previste all'interno del progetto regionale definito dall'acronimo FDNU, che si va a articolare in 4 gruppi di lavoro. Nella fattispecie il primo obiettivo che andrò a presentare ha come fine quello di cercare di analizzare le strategie di difesa che sono state adottate in vigneti in cui negli ultimi anni si è potuto osservare una forte recrudescenza della flavescenza dorata. Grazie alla collaborazione con i tecnici e i viticoltori sono stati individuati 44 siti distribuiti tra le province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, e in cui appunto negli ultimi anni si è osservata una forte incidenza della malattia. Questi siti sono stati monitorati in seguito alla posizione di trappole cromotropiche e che ha permesso appunto di definire l'incidenza e la distribuzione delle specie di cicaline presenti all'interno del vigneto. Dei 44 siti totali, 9 erano a conduzione biologica, 35 a regime convenzionale integrato, e grazie alla collaborazione inoltre con i servizi fitosanitari sono stati recuperati i registri di trattamenti riferiti al triennio 2021-22. Questo ha permesso di visualizzare, diciamo, un po' uno schema d'insieme, un quadro generale dei principali principi attivi impiegati, e come si può osservare nelle tabelle si può annoverare che in generale le molecole utilizzate sono rimaste le medesime negli anni, fatta eccezione per quanto riguarda i siti a gestione convenzionale in cui tra il biennio 2021-22
si è osservata un'apparente sostituzione dell'acetamiprid in favore di un maggior utilizzo del taofluvalinato. Quindi la scelta e l'utilizzo di queste molecole nelle strategie di difesa, che effetti hanno avuto nei confronti delle popolazioni delle cicaline e dei vigneti. Inizialmente è stato condotto uno studio in merito al principale vettore della flavescenza dorata, che è Scophidius titanus. Come si può vedere nel grafico, sono riportate le catture medie riferite al biennio 2021-22 nei siti a gestione convenzionale indicati in barra rossa e biologici in verde. Come si vede, è ben visibile che tra le due gestioni c'è una netta differenza in termini di catture, e bisogna inoltre sottolineare che nel 2022, come si osserva anche nel grafico, si è andato incontro a una generale riduzione delle catture ottenute, molto probabilmente dovute ai fenomeni siccitosi che si sono verificati oppure all'aumento del numero di trattamenti. Sì, che prima non ho detto che tra gestione biologica e convenzionale tra il 2020 e il 2022 si è entrato inoltre anche a un aumento del numero di trattamenti, passando in media da 2 a 3 trattamenti. E infine nella gestione convenzionale si può vedere che in diversi casi si sono ottenuti degli azzeramenti delle catture, invece che uno scenario che non si è mai osservato per quanto riguarda i siti biologici. Questa analisi è stata poi allargata e condotta anche nei confronti di tutta un'altra serie di cicaline che noi abbiamo considerato come potenzialmente elettrici, e che verrà fatto poi un focus successivamente dal professor Nicola Mori. E anche in questo caso, come si vede dal grafico, ci sono nette differenze tra le due gestioni. Quindi, entrando nel merito della questione, sono state condotte analisi successive al fine di cercare di capire quali sono le motivazioni che ci sono alla base di queste differenze. Inizialmente si è voluto mettere in correlazione il numero di trattamenti con le catture di Scophidius titanus. Il grafico si riferisce ai siti a gestione convenzionale e, come si può osservare, esiste una correlazione negativa, nel senso che all'aumento dei trattamenti si ha una riduzione delle catture. Questo però non può essere detto per i siti a gestione biologica, in cui invece si può osservare una correlazione positiva, quindi aumentando i trattamenti aumentano di conseguenza anche le catture medie. Tuttavia però, se si vanno ad eliminare i casi da noi definiti anomali, non tanto per quanto riguarda il numero di trattamenti, ma per il fatto che erano soggetti a delle pratiche agronomiche sbagliate, la situazione migliora e si può ricondurre a una correlazione negativa. Successivamente, infine, si è voluto osservare gli effetti dei trattamenti nei confronti della malattia osservata in campo, e anche in questo caso per il sistema di gestione convenzionale si è ottenuta una correlazione negativa, quindi all'aumento dei trattamenti si riduce la percentuale di viti sintomatiche osservate in campo, e allo stesso modo anche nei siti biologici, come visto in precedenza, si ha una correlazione positiva. Aumentando i trattamenti aumenta anche la malattia. Se si va a eliminare i siti anomali, si riconduce sempre ad avere una correlazione negativa. In conclusione, i risultati ottenuti hanno permesso di appurare che tra la gestione convenzionale e biologica sussistono importanti e nette differenze in termini assoluti sia di catture del vettore noto Scophidius titanus che dei vettori potenziali, ed inoltre anche della malattia in campo. Quanto visto precedentemente ha permesso di confermare che un maggior numero di trattamento non comporta una migliore gestione fitosanitaria, e nella fattispecie per quanto riguarda la gestione biologica, in cui per far fronte a tale problema risulta fondamentale, oltre al numero di trattamenti, andare ad affiancare delle buone pratiche agronomiche e rispettare adeguate metodiche nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto vado a ringraziare tutti i tecnici che hanno partecipato nello svolgere le attività. Grazie ad Enea Guerrieri per il suo apporto e per aver sintetizzato anche quali sono stati i risultati di questo tipo di indagine.
Passo adesso la parola a Luisa Filippin del CREA Viticoltura e Enologia, che ci spiegherà quali sono stati gli effetti delle indagini spazio-temporali dei ceppi del fitoplasma di flavescenza dorata sulla vite. Sostituisco intanto Stefano che ha avuto un impegno imprevisto. Buongiorno a tutti, sono Luisa Filippin del CREA, Viticoltura e Enologia di Conegliano, e oggi nell'ambito del progetto sulla ricerca delle cause associate alle nuove epidemie della flavescenza in Veneto, io vi mostrerò i risultati del secondo VP e quindi della indagine che abbiamo condotto sui genotipi dei fitoplasmi in vite nelle diverse aree evitate del Veneto, e poi il confronto di questi genotipi ritrovati con quelli che invece erano presenti sempre su vite durante la prima epidemia, quindi 20 anni fa, negli anni 2000. Quindi con questa indagine si è cercato di rispondere alla domanda di cui aveva parlato anche prima Sergio e capire se c'è attualmente un diverso ceppo di fitoplasma che può essere causa o concausa di questa nuova recrudescenza di flavescenza che si è osservata negli anni appena scorsi. Allora, intanto cominciamo a descrivere brevemente cosa sono i fitoplasmi. I fitoplasmi sono dei piccoli batteri, sono privi di parete cellulare e sono obbligati a vivere o all'interno delle piante, nel floema, che è il posto dove sono presenti in maggior concentrazione i nutrienti di cui loro hanno bisogno, oppure in alcuni tipi di insetti dove colonizzano le ghiandole salivari. Sono dei parassiti obbligati, quindi non possono vivere liberi nell'ambiente, non sono trasmissibili per via meccanica, questa è una cosa positiva, però non sono neanche coltivabili in vitro, e questa è una cosa un po' negativa perché questa loro caratteristica ha rallentato di molto la ricerca su questi patogeni. Possono essere patogeni di molte specie vegetali in tutto il mondo, possono anche non essere patogeni ed essere simbionti con le piante, e in ogni caso vengono trasmessi da una pianta all'altra attraverso la nutrizione di insetti vettori. Allora, come vengono classificati i fitoplasmi? Vengono suddivisi in specie che sono definite sulla base della sequenza di un gene che si chiama 16S-rDNA, cioè il gene che codifica per un RNA di urosomale e che è molto conservato nei batteri, quindi infatti si usa per la classificazione in generale in microbiologia, ed è molto conservato perché è fondamentale per la loro sopravvivenza. Finora sono state descritte una cinquantina di specie di fitoplasmi, ma il numero aumenta di anno in anno, e queste specie vengono identificate da un numero romano che indica il tipo di gene 16S, per esempio appunto 16SR', secondo, terzo, eccetera, e dallo status di Candidatus fitoplasma, che è il nome con cui si definiscono queste specie. Per quel che riguarda i fitoplasmi della vite, solo alcuni di tutte queste 50 specie riescono ad infettare la vite, e sono quelli che vedete qua evidenziati in giallo. E in aree viticole diverse del mondo troviamo fitoplasmi di tipo diverso. Per esempio, il fitoplasma, il primo che vedete del Candidatus fitoplasma astris del gruppo primo, si trova in Sudafrica, quello del gruppo secondo si trova in Australia e così via. Per quel che riguarda i fitoplasmi della vite in Europa, troviamo solo due specie. Il Candidatus fitoplasma solani, che è associato alla malattia del legno nero, e il Candidatus fitoplasma vitis, che è del gruppo quinto, che è associato alla flavescenza dorata. E approfondendo della flavescenza dorata esistono due
tipi. Il tipo FDD, che è presente in quasi tutte le aree d'Europa dove è presente la flavescenza, dal Portogallo alla Spagna fino alla Croazia, passando per Francia, Svizzera e Italia, e il tipo FDC, che invece si diffonde, parte un po' più a est, dalla Francia, è presente anche ovviamente anche in Italia, mentre per esempio è l'unico ceppo presente nella parte dei Balcani, per esempio in Serbia, dove si hanno anche là dei grossi problemi di epidemie di flavescenza. Allora, come vengono studiati e caratterizzati i fitoplasmi? Allora, c'è un primo livello di caratterizzazione in cui si sfruttano le differenze di questo gene molto conservato, 16S rDNA, e con queste differenze possono identificare dei sottogruppi. Nel caso della flavescenza, dei fitoplasmi associati alla flavescenza, troviamo il sottogruppo quinto C, che è associato alla flavescenza FDC, e il quinto D, che è associato alla flavescenza di tipo D. Poi si può aumentare il livello di indagine e per distinguere i fitoplasmi della stessa specie o dello stesso sottogruppo si vanno a indagare geni che sono meno conservati e quindi hanno maggiore variabilità e permettono di entrare più in dettaglio per appunto la differenziazione. Ad esempio, a tuttora si utilizzano geni tipo RP, SECY, TUF, MAP e IMP. Ognuno ha caratteristiche diverse, livelli di variabilità diversi e possono dare informazioni diverse. Questo tipo di caratterizzazione fine si usa per comprendere l'ecologia dei fitoplasmi oppure proprio nei casi come il nostro in cui quando si vuole tracciare gli eventi delle nuove epidemie. Per lo studio della genotipizzazione nella FDNU abbiamo scelto oltre al gene 16S, di indagare la variabilità del gene MAP, che è una codifica per una aminopeptidasi, cioè una enzima che serve al fitoplasma per degradare le proteine. È importante, è conservato, però è mediamente conservato, quindi è piuttosto informativo. Sono già stati fatti vari studi di caratterizzazione di fitoplasmi della famiglia della flavescenza dorata in varie parti d'Europa, in Serbia, in Francia, Germania, Italia, anche in Svizzera, in Croazia, su molti tipi diversi anche di organismi che possono portare questi fitoplasmi. Quindi esistono in rete una quantità veramente molto grande di dati disponibili sulla variabilità di questo gene, e quindi questo ci era utile per confrontare quello che potevamo trovare noi con quello che c'è già disponibile e capire qualcosa di più. Allora, passiamo all'attività che è stata fatta nel biennio 2021-2022. Grazie a segnalazioni e a ricerche sul campo sono stati individuati 20 vigneti epidemici, cioè con un'alta incidenza di malattia, e 20 vigneti invece non epidemici, dove la presenza di piante con sintomi infette era molto sporadica. E sono stati indagati gli areali principalmente del Veronese, del Vicentino, del Trevigiano e del Veneziano, e qualcosa anche in provincia di Padova. Per ognuno di questi vigneti sono state raccolte da 1 a 3 viti sintomatiche. I fitoplasmi presenti in queste viti sono stati caratterizzati sui geni 16SR e MAP. Successivamente i dati ottenuti di caratterizzazione ottenuti da questi vigneti sono stati confrontati con gli stessi geni, però indagati su dei campioni di viti che erano infette negli anni 99-2003. Il primo passaggio per fare questa caratterizzazione molecolare è estrarre il DNA da foglie di viti sintomatiche, il DNA totale, quindi quello che si ottiene è il DNA della pianta e anche quello del fitoplasma. Poi è stato fatto un primo screening con la PCR real time, è uno screening che questa metodica è una metodica veloce e specifica, e ha permesso di identificare
i campioni che erano veramente infetti dalla fluorescenza dorata e tralasciare quelli che potevano essere infetti invece da legno nero. Poi sui campioni che sono risultati positivi è stato inizialmente caratterizzato il gene 16S, quindi si è proceduto a fare un altro tipo di PCR e poi si è sfruttato la caratteristica di un particolare enzima, che è la caratteristica di tagliare il DNA che viene amplificato e praticamente i DNA diversi danno origine a dei profili diversi e questo ci ha permesso di identificare quali campioni erano infetti da FDD e quali da FDC. Invece il gene MAP è stato caratterizzato sempre inizialmente amplificando il gene tramite una PCR, poi però invece di utilizzare la metodica precedente è stato fatto direttamente un sequenziamento nucleotidico perché è molto più variabile e quindi il sequenziamento nucleotidico è la metodica che ci permette di non perdere nessun tipo di informazione. Veniamo ai risultati. Allora, qui vedete, si è un po' sfasata la formattazione, i vigneti che sono stati indagati, divisi per provincia. In ogni provincia sono stati scelti 5 vigneti ad alta incidenza di malattia e 5 invece dove la malattia era sporadica e sono state appunto analizzate alcune viti. Sì, un po' sfasato comunque, insomma, è chiaro anche perché è molto semplice il risultato. L'indagine sul gene 16S ha mostrato che a Verona, sia nei vigneti ad alta sia quelli a bassa incidenza di malattia, il ceppo 16S era sempre FDD. Lo stesso si è visto per Vicenza e per Venezia. Invece per Treviso si è visto che FDD era prevalente, però c'erano anche 2 vigneti ad alta incidenza o vigneto a bassa incidenza in cui invece era presente il ceppo FDC. Per quel che riguarda invece la caratterizzazione del gene MAP, abbiamo visto che tutti i campioni positivi che erano FDD contenevano un ceppo che viene chiamato M54, quindi questo è vero a Verona, a Vicenza, a Venezia e anche nei campioni FDD di Treviso, mentre il ceppo che è ritrovato dei campioni FDC è di tipo M3. Allora, questa è una conferma di ciò che già si sapeva, perché il ceppo M54 è sempre associato all'FDD in tutti i campioni d'Europa che sono stati indagati finora, mentre il ceppo M3, anche precedentemente e adesso si conferma questo, è stato ritrovato solo nelle viti FDC in Veneto, quindi è il ceppo locale della nostra regione. E riguardo alla nostra domanda iniziale, però vediamo che non c'è differenza di ceppi tra i vigneti in cui c'era epidemia e quelli invece dove la malattia era solo sporadica. Adesso passiamo alla seconda parte, il confronto di i ceppi ottenuti adesso con quelli ottenuti 20 anni fa, ritrovati 20 anni fa, che erano presenti nei nostri vigneti nella prima epidemia praticamente. Al CREA abbiamo una collezione di DNA da vite infette che risale al 99, quindi siamo andati a trovare campioni, scusate, che fossero rappresentativi delle diverse aree del Veneto, quindi Treviso, Venezia, Vicenza, se presenti. Questo è relativo al gruppo di campioni che sapevamo avere fitoplasmi tipo FDC. Il risultato FDC si è confermato e il gruppo MAP è risultato essere ancora M3. Lo stesso è stato fatto per campioni che invece si sapeva essere FDD e ancora una volta vediamo che il gruppo MAP di campioni di 20 anni fa era ancora M54. Quindi se vogliamo visualizzare questi risultati in una mappa possiamo vedere che 20 anni fa FDD era diffusa in tutte le aree viticole e mentre il ceppo FDC era concentrato nella provincia di Treviso ma si trovava sporadicamente anche ai confini, in altre province ai confini con Treviso, quindi nelle zone di Vicenza e nelle zone di Venezia. Adesso
i ceppi sono gli stessi, la distribuzione è più o meno la stessa, solo che l'FDC sembra essere un po' meno diffusa a livello regionale, anche all'interno della provincia di Treviso. Ho le conclusioni. Quindi nei 40 vigneti che abbiamo analizzato abbiamo ritrovato solo 2 tipi di fitoplasma dell'FDD, l'FDD ceppo M54 e FDC ceppo M3. Si conferma che l'FDD è molto più diffuso di FDC, non sono state riscontrate differenze geniche nei fitoplasmi isolati da vigneti epidemici o non epidemici, così come non sono risultate differenze geniche rispetto ai fitoplasmi isolati da vite infette 20 anni fa, almeno nei geni che abbiamo indagato. Basta, voglio solo ringraziare adesso i miei colleghi di Verona, del CREA, i tecnici viticoli che ci hanno dato una mano a ritrovare i vigneti, le aziende viticole che hanno collaborato e tutti voi per l'attenzione. Grazie. Io invece ringrazio Luisa Filippin che ci ha intrattenuto con la propria relazione. Adesso inviterei Nicola Mori. Nel frattempo, se avete modo di seguire le chat, vedo che arrivano dei quesiti anche per i primi relatori, se potete dare un'occhiata così vi preparate poi per la replica successiva. Ecco, nel frattempo è arrivato Nicola che in sostanza ci spiegherà cosa ha portato le indagini sull'ecologia e la presenza del fitoplasma in vettori noti e potenziali della malattia. Grazie Nicola. Grazie direttore per la presentazione, a Sergio per aver organizzato e a Veneto Agricoltura che ci ospita e che ci dà modo di discutere dei risultati di questo primo, perché poi come sentirete la Regione Veneto ha finanziato altri progetti che sono iniziati nel 2023. Anche questo lavoro, come i precedenti, è stato fatto in collaborazione con un nutrito numero di ricercatori sperimentatori che ringrazio sia da parte dell'Università degli Studi di Verona che del CREA di Conegliano. Permettetemi all'inizio di dare alcune definizioni per fare chiarezza. I fitoplasmi sono trasmessi in modo persistente e propagativo, cioè abbiamo una fase di acquisizione dove l'animale pungente succhiante succhia il floema, se in questo ci sono dei fitoplasmi, acquisisce anche i fitoplasmi che attraverso la bocca, la faringe, passa nell'intestino. Se in questi ci sono delle condizioni, delle proteine che li trattengono e delle condizioni tra interazione tra fitoplasma e questa cicalina che ha acquisito, il fitoplasma si moltiplica, passa a livello dell'intestino medio, si diffonde all'interno del corpo dell'insetto, lo infetta. Ricordiamo che tutte queste cicaline, anche lo Scaphoideus titanum, si ammalano di flavescenza dorata, lo infetta a tal punto che rientra nelle ghiandole salivari e solo dopo questo periodo di latenza, di propagazione del fitoplasma all'interno del corpo dell'insetto, l'animale è in grado di essere da infettivo a infetto, cioè arriva nella sua azione di alimentazione, inietta della saliva per ledere le pareti di cellulosa e la lignina, iniettando dentro la saliva, inietta anche dentro il fitoplasma. Questo perché? Perché noi definiamo il vettore noto, quindi è in grado di acquisire, e se noi facciamo delle analisi, quindi lo troviamo positivo, anche se poi prima bene Luisa vi ha spiegato la PCR quantitativa, adesso noi riusciamo a capire anche quanto fitoplasma c'è dentro l'insetto. Se questo trova le condizioni ideali di interazione con la specie, si moltiplica, e poi i vettori noti sono in grado di trasmettere a vite. La fonte può essere diversa, lo vedremo dopo, ma l'ospite finale è la vite. Noi definiamo invece vettore alternativo colui che acquisisce, dove il fitoplasma si moltiplica, trasmette la malattia, ma non alla vite.
Vedremo, ci sono cicaline che sono in grado di trasmettere la flavescenza dorata a pianta erbacea o pianta arborea. In questo caso viene detto alternativo a un vettore già noto. L'ultimo grado è l'insetto che acquisisce, e quindi positivo alle analisi, può o no il fitoplasma all'interno di esso moltiplicarsi, sempre positivo alle analisi, ma allo stato attuale delle conoscenze non è nota la sua capacità di trasmissione. Quindi, vettore noto, positivo sempre alle analisi, in grado di trasmettere a vite, vettore alternativo, sempre positivo alle analisi, in grado di trasmettere la flavescenza ad altre piante, ma non la vite, almeno finora, potenziale che potenzialmente potrebbe trasmetterlo, ma allo stato attuale delle conoscenze non lo sappiamo. Un'altra classificazione molto importante è la classificazione biogeografica dei vettori. Come tutte le specie viventi, quelle animali vengono classificate in base delle omologie a seconda della loro origine. E abbiamo un'area dove c'è stata una coevoluzione. Ad esempio abbiamo la neartica, l'America del Nord, la paleartica, Europa-Asia, la neotropicale, l'America del Sud, l'afrotropicale, la parte settentrionale sotto il Sahara, l'orientale e l'australiano. Perché è importante questo? Perché, come avete visto prima, la flavescenza dorata è europea, quindi è paleartica. Mentre lo vedrete, normalmente sicuramente già sapete, lo Scaphoideus titanus è neartico, cioè è di origine americana. Il professor Vidano, provincia di Imperia, nel 64-66 lo ha identificato e segnalato per la prima volta. Ecco che quindi noi ci troviamo, come ben descritto da un lavoro del 2020 fatto da un nutrito gruppo di ricercatori europei, tra cui il CREA di Conegliano, la flavescenza dorata è il risultato dell'incontro tra un organismo paleartico, la flavescenza dorata, con una cicalina neartica. Perché prima la flavescenza dorata c'era, è dimostrato che era presente prima della segnalazione dello Scaphoideus titanus, ma probabilmente le cicaline paleartiche, cioè presenti in Eurasia, o non erano in grado o avevano una percentuale, una capacità di trasmissione molto bassa. E quindi il fitoplasma, che è più vecchio del vettore, è rimasto confinato a delle piante arboree. Quindi sapere l'origine di una cicalina è importante. È importante perché i corotipi, cioè quelli che vivono tutti gli animali di una stessa regione, una stessa area geografica, ci sono coevoluti insieme, quindi hanno un certo tipo di adattamento anche alle piante, quindi un numero di generazioni maggiore e così via. Quindi quando noi adesso vedrete la classificazione si parte sempre da dire da che regione viene. Lo Scaphoideus titanus quindi è neartico, quindi non è coevoluto con la flavescenza dorata, a differenza invece del legno nero della vite, che è coevoluto con lo Hyalestes obsolescens, fa un'unica generazione all'anno, questo tutto lo sapete. È stato dimostrato che sopravvive anche su piante erbacee ed arboree, oltre che la vite. Qua c'è il professor Buso, il mio professore, che mi riprovererà, ma pianta ospite significa dove completa il ciclo e depone, diciamo, lo stadio svernale. Quindi lo Scaphoideus titanus, la pianta ospite, è la vite, perché fa il ciclo completo, da uovo a uovo. Mi ha detto di sì. Invece sulle altre piante riesce a sopravvivere, quindi può anche in qualche altro modo stare per qualche giorno. Perché è importante questo? Lo vedrete poi dalla dottoressa Forti. Ecco, il vettore è l'unico allo stato attuale che è in grado di trasmettere la flavescenza dorata da vite a vite. Perché l'unico? Perché l'Orientus iscide orientale e la Dictyophora europea paleartica, tutti e due fanno un'unica generazione all'anno, svernano come uovo. Il primo molto polifago, la seconda ha un'etologia diversa a seconda dello stadio giovanile con l'adulto. Questi sono vettori di flavescenza dorata a vite, ma la fonte di acquisizione sono, come dimostrato dalla Luisa, dalla Vitalba, dalla Clematis per quanto riguarda la Dictyophora europea, e da Fava o da Alnus glutinosa per quanto riguarda l'Orientus. Ma comunque noi, secondo la definizione, sono vettori noti.
Vettori alternativi, la Ligus, Mixus o Modestus, qui a seconda adesso ne abbiamo più Modestus nelle nostre realtà, Paleartico, un'unica generazione all'anno, anche qui una differenza su piante ospiti e adulti polifagi, è in grado di trasmettere la flavescenza dorata, è stato dimostrato 2 anni fa, da ontano e da fava a ontano. Oppure l'Eusceridius variegatus, comunissima cicalina, nelle nostre situazioni sverna come uovo e fa 3 generazioni all'anno, anche se in bibliografia un po' più a nord ne fa una sola, ma nelle nostre situazioni ne fa 3, è polifago, vive soprattutto su trifoglio, ampiamente diffuso nei nostri vigneti, è vettore, molti centri di ricerca lo utilizzano in laboratorio, da fava a fava. Poi nel progetto abbiamo indagato anche quelli potenziali, quindi che in letteratura sono stati ritrovati positivi, ma non in grado di trasmettere a nessuna pianta allo stato attuale. Quindi questi correttamente, più che vettore, bisognerebbe chiamarli veicolatori, in grado di portarlo, ma mai di consegnare il pacco. Ischimonus amatus, 2 o 3 generazioni all'anno, non so dirvi nelle nostre realtà quante ne fa, se riesce a farne tutte e 3, le stiamo indagando, adesso sarà oggetto del prossimo progetto finanziato dalla Regione Veneto. Polifago, è in grado di, è stato dimostrato l'anno scorso, veicolare il 16S quinto, che come avete visto prima è il gene che identifica la flavescenza dorata. La Phlogothetis cyclops è dimostrato vivere anche su vite, fa un'unica generazione all'anno, paleartico, anche in questo caso capace di trasportare la flavescenza dorata. Così anche come la Ligidio atomarius, paleartico, un'unica generazione all'anno, sverna come uovo. Quindi come vedete ci sono molte analogie tra di loro nelle forme di svernamento. Abbiamo inserito anche il Neoliturus fenestratus, che nelle nostre situazioni fa 2 generazioni all'anno. Perché? Perché in realtà lui non è mai stato dimostrato essere in grado di trasportare la flavescenza dorata. Questa è la prima segnalazione che facciamo in questo convegno, però è in grado di portarne altri che colpiscono la vite, come avete visto, il germume dell'astro, il gruppo 2 e il gruppo 12 che è il legno nero. Su questi 9 ci siamo concentrati. In una quarantina di vigneti diversi, leggermente, il numero era sempre costante, 10 nelle 4 principali province vitate della nostra regione, alcuni coincidevano, altri no. Abbiamo fatto un'indagine semplice con le trappole cromotropiche gialle, posizionandole secondo un transetto che comprendeva dal bosco, perché quasi tutti i vigneti, come anticipato prima dal dottor Carraro, siamo andati dove c'era una forte epidemia e magari bassa presenza di Scaphodeus titanus, segnalata storicamente dai tecnici, e all'intorno delle trappole, sempre secondo questo transetto, abbiamo guardato la presenza di piante sintomatiche. Queste sia insetti che viti sono state, quasi tutti gli insetti, un campione rappresentativo delle viti sono state raccolte e con valutata la presenza e la caratterizzazione dei ceppi secondo il gene MAP, come prima descritto da Luisa. Risultati. Allora, i risultati evidenziano che lo Scaphodeus titanus è quello attualmente più diffuso. Il 100% dei vigneti, quindi 40 su 40, aveva la presenza di Scaphodeus titanus, anche con popolazioni molto importanti, perché vedete che la media tutte le catture totali, quindi non è il numero di catture per trappola, ma è le catture totali per vigneto, la media, il massimo era 826 e una media di 100. Poi molto rappresentativo l'Orientus iscide, il Phlogothetis cyclops e il Neoliturus fenestratus. Ma vedete che tutti quelli che abbiamo indagato sono ben presenti nella nostra regione, alcuni anche, a parte la Ligus e la Ligidius, con popolazioni molto importanti. L'aver messo le trappole in posti differenti all'interno del vigneto di fatto ci ha permesso anche di capire durante la stagione dove questi animali vivono e abbiamo avuto la conferma dei dati di bibliografia. Quindi il Neoliturus fenestratus che vive su Asteracee e l'Eusceridius variegatus che vive in particolare su trifoglio
sono particolarmente presenti al centro del vigneto, sul cotico erboso. Le altre specie invece arbustive, arboree, sono presenti soprattutto ai bordi del vigneto, così anche come lo Scaphoideus titanus è presente ai bordi del vigneto. Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché di fatto l'importanza dei bordi, anche studi del professor Tuso, non è che il bosco sia sempre perché ci sono altre cicaline, ma spesso nel bosco possono essere presenti delle viti inselvatichite e quindi il ruolo del bosco può avere un significato epidemiologico non solo perché ospita delle cicaline alternative o potenziali, ma anche lo Scaphoideus titanus, che può rifugiarsi in queste aree naturali a seguito di trattamenti insetticidi, ad esempio. Oppure, se non scappare, il trattamento insetticida viene fatto maggiormente all'interno del vigneto e quindi le colture, a seguito anche dell'input chimico che abbiamo all'interno del vigneto, fa sì che le catture siano maggiormente confinate all'esterno. Quindi ecco che trovare lo Scaphoideus titanus può essere dovuto e perché ci sono delle viti inselvatichite nel bosco e perché trova delle zone di rifugio a seguito di trattamenti. Le indagini molecolari evidenziano che tutte le cicaline indagate sono risultate positive alla flavescenza dorata, con percentuali variabili. Faccio notare ad esempio lo Scaphoideus titanus, che è risultato anche il 64%, quindi in una maniera importante anche rispetto ai dati di bibliografia. La caratterizzazione molecolare poi ha permesso di identificare che in Scaphoideus titanus, Orientus iscide e Escherichia variegatus sono presenti dei ceppi che sono stati ritrovati in questo progetto anche su vite. Lo Scaphoideus titanus si conferma anche dal punto di vista molecolare che è il vettore, perché ha dentro lo stesso genotipo di flavescenza dorata ritrovato nelle viti. Gli altri invece, come vedete, hanno dei genotipi diversi e questo è noto. Non è solo una caratteristica della nostra regione, ma è noto che possono essere presenti dei genotipi. Di questo poi ne discuterà la dottoressa Forte. Ove possibile, nel senso che dove le catture hanno consentito, abbiamo fatto una correlazione spaziale con un semplice software che è possibile trovare anche su internet, e abbiamo messo la correlazione delle catture dell'anno precedente con la manifestazione dei sintomi dell'anno successivo. Purtroppo solo 2 anni abbiamo solo pochi casi. Come vedete, qui ho portato i 2 casi più significativi, ma una certa correlazione è stata trovata su Scaphoideus titanus in tutte le cicaline, significativa in Scaphoideus titanus, Orientus iscide, Phlogothetis cyclops e Neoliturus fenestratus. E quindi, passando alle conclusioni, la domanda iniziale era, che seguiva quella prima, le strategie influenzano, e lì abbiamo visto che sono più che le sostanze chimiche è la metodica del trattamento, la non spollonatura, i trattamenti nelle ore sbagliate. I ceppi sono uguali, abbiamo visto la risposta di prima. Per quanto riguarda i potenziali vettori, il progetto conferma il ruolo principale dello Scaphoideus titanus. Lo Scaphoideus titanus è allo stato attuale il principale responsabile della diffusione della flavescenza dorata. È chiaro però che la positività, le densità di popolazione, l'elevata diffusione e la correlazione spaziale tra catture e sintomi mette in evidenza anche altre 3 cicaline, in particolare l'Orientus iscide, vettore noto, il Phlogothetis cyclops, invece è un potenziale, e il Neoliturus fenestratus. Questi 3 saranno oggetto di studio del prossimo del progetto che ha finanziato la Regione Veneto e che insieme all'Università di Padova e il CREA andremo a fare nel prossimo triennio. Grazie. Immagino di avere l'onore di chiamare al tavolo la dottoressa Angelini, che entrerà nel merito del vigneto e della identificazione della presenza di questo maledetto fitoplasma. Buongiorno, intanto vi saluto mentre cerco la presentazione, scusate ma non ci vedo più.
Sono vecchia? Sembra, tutta una scusa. Forse è vero. E se li tolgo non ci vedo, se li ho su non ci vedo lo stesso. Qua, perché il mouse non va, vero? E la freccia per muovere. Benissimo, se per caso sentite male, specialmente da remoto, fatemi sapere. Quindi abbiamo visto appunto con i relatori precedenti diverse parti, diciamo, prima il vigneto, poi i vettori, e adesso guardiamo invece la vegetazione spontanea che c'è nel vigneto, intorno al vigneto. Quindi, scopo di questa parte di progetto che vi illustro è stata proprio di identificare in generale poteva essere, se c'erano rischi di infezione causati da vegetazione spontanea, però in particolare nelle nuove epidemie, nelle recrudescenze della malattia che si sono verificate negli ultimi anni. Quindi c'entra per qualche motivo le piante infette alternative alla vite, perché tanti tecnici se lo sono chiesto e anche noi ricercatori ovviamente, oltre che la regione. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato, che non è stato purtroppo troppo difficile, trovare dei vigneti con un'epidemia terribile, che appunto avessero della vegetazione intorno, quindi variegata se possibile, boschi, siepi, nei diversi areali, quindi nelle province che vi ha descritto prima i relatori che mi hanno preceduto. Poi non abbiamo raccolto tutte le piante spontanee da ogni vigneto, ma piuttosto ci siamo concentrati su quelle ospiti probabili o sospette dei fitoplasmi, che in letteratura c'è una vasta letteratura su questo, no? Anche quelle trovate solo una volta positive al fitoplasma di flavescenza dorata sono state per noi oggetto di indagine. E poi anche su specie
nelle Anche il slide. video è fermo. Il video è fermo perché io non lo sto muovendo. Perché abbiamo messo la schermata. Io lo sento dall'inizio qua su YouTube. Sul telefonino, perché l'hai appena acceso forse. Adesso va. Allora vado con questo. Fatto un refresh, dice che adesso si sente. Ok, continuo con questo. Va bene, quindi per chi è in remoto scusateci, ma è stato probabilmente un bacco, diciamo così. E continuiamo, comunque tutto quello che ho detto era scritto nelle slide, non preoccupatevi. Quindi era tutto visibile. Dicevo appunto che abbiamo un'eterogeneità di vigneti, nel senso che ci sono comunque i principali su cui abbiamo raccolto un numero di specie importanti e poi quelli che nel frattempo abbiamo incontrato nel nostro cammino e qui abbiamo raccolto magari meno specie, ma eravamo curiosi. Allora vediamo i risultati. Quindi quante piante abbiamo analizzato? In totale 470. Quante piante erano infette da fitoplasmi in generale, quindi qualsiasi tipo di fitoplasma? 58, quindi il 12% delle piante analizzate, il che vi sta a dire che nella vegetazione che ci circonda ce ne sono tanti di fitoplasmi. Di queste 58, quante avevano fitoplasmi del gruppo quinto, che sapete che è quello della flavescenza dorata? Il 60% di questi erano di questo tipo, ma perché? Perché noi abbiamo cercato le specie vegetali che erano già in letteratura per lo più note per essere infette da questo fitoplasma. E quante, vi ha spiegato prima appunto la dottoressa Filippin Luisa, che nel gruppo quinto ci sono tanti fitoplasmi, solo una parte di questi sono quelli della flavescenza dorata. Su queste 35 piante, quanti avevano fitoplasmi della flavescenza? 17, quindi il 50% di quelli che abbiamo studiato. In totale però, se facciamo il conto, il 3,7% delle piante analizzate, quindi 17 su 470, era infetto con fitoplasmi associati alla flavescenza dorata della vite. Qui c'è l'elenco delle specie vegetali che potete leggere quando vi viene sonno, avete bisogno di addormentarvi, e non sono tutte quelle possibili, ma tutte quelle che abbiamo trovato. Andiamo a vedere quali sono infette col fitoplasmi del gruppo quinto. Le ho messi in rosso, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma andiamo più a fondo. Quanti invece erano fitoplasmi della flavescenza o simili? Abbiamo tolto l'olmo. Perché? Perché l'olmo, in questo caso era l'ulmus minor, è infetto con un fitoplasma sì del gruppo quinto, ma che non c'entra con lo Scaphoideus titanus, è il fitoplasma che c'è al lume dell'olmo, si chiama. Ed è quello che dà il nome proprio al gruppo dei fitoplasmi del gruppo quinto, ma è un quinto A, mentre voi avete già capito che nella vite c'è il quinto C e il quinto D, la famosa F di C e F di D che mi illuminava prima Luisa. Tutte le altre quindi hanno un fitoplasma della flavescenza o molto simile alla flavescenza. E adesso andiamo a vederli uno per uno. Ailanthus altissima, li ho messi in ordine alfabetico così non discrimino nessuno, che viene chiamato anche albero del paradiso. In realtà puzza come non so cosa, se qualcuno di voi ha mai infestato le foglie. È una specie che ormai da noi è infestante da diversi anni, importata in Italia dall'Oriente circa nel 1800, introdotta nell'orto botanico di Padova, e poi si è sparsa. Abbiamo raccolto 22 piante e ne abbiamo analizzate 20. Cosa abbiamo trovato? Una pianta non sintomatica che aveva dei giallumi fogliari, era infetta dal fitoplasma della flavescenza dorata, quindi 1 su 20, se conto della serva, il 5%. Allora, dove? Qui vedete i vigneti dove abbiamo trovato l'Ailanthus altissima, segnati in giallo, quindi in questo caso la dimensione del pallino è solo un'indicazione del luogo. E il vigneto a Breganze, da Sergio Carraro, dove c'è invece in provincia di Vicenza l'ailanto positivo, quindi possiamo dire che il fitosanitario è causa dell'infezione dell'Ailanthus altissima. Sergio, scusa, mi servi tu? Sei responsabile perché allora, che ceppo abbiamo trovato? Adesso che siete tutti esperti di ceppi, vediamo di capire. Il ceppo della flavescenza M50, si chiama così, M perché sta per MAP, no? Questo ceppo è stato trovato molte volte sulla vite anche, ed è trasmissibile da Scaphoideus titanus, quindi vuol dire un rischio per noi, per le nostre viti.
Però noi ci eravamo già presi avanti, perché sapete bisogna sempre fare le prime cose. Chi ha scoperto che l'Ailanthus altissima era infetto siamo stati noi del CREA, in realtà ancora in una tesi del 2008 con l'Università di Padova, e 2008-2011 abbiamo evidenziato proprio che l'Ailanto può ospitare questi ceppi. In quel caso, in quegli anni, 10 anni fa, 12 anni fa, 14, abbiamo trovato però un altro ceppo, l'M51, che anche questo è un ceppo che è trasmissibile da Scaphoideus titanus, il 15% perché erano 103 piante. E dopo il nostro primo ritrovamento tutti si sono messi ovviamente a cercare, perché per fortuna funziona così nella ricerca che dopo appena uno trova qualcosa di nuovo tutti gli altri lo cercano, così si confermano i dati oppure vengono sconfessati i primi autori, no? E quindi hanno trovato ailanti positivi in tantissimi altri paesi europei, specialmente nell'est Europa. Quindi non è, diciamo, una novità, però ce l'abbiamo in casa. Seconda pianta, Alnus glutinosa, montano nero. È una specie autoctona europea. Se voi avete mai avuto occasione di passeggiare lungo i torrenti e i fiumi, si trova proprio lì di solito, è spontanea lungo i corsi d'acqua. Abbiamo raccolto 29 piante, ne abbiamo analizzate 12. Perché? Perché sapevamo già che tanto era infetto, perché avevamo dati principali precedenti. Infatti su 12 piante 10 erano infette, l'83%, e non è stata mai trovato alcun sintomo. Questo appunto da letteratura è un albero, una delle piante, diciamo, che si pensa sia proprio l'origine del ceppo della flavescenza dorata, come prima appunto vi anticipava Nicola Mori. Quindi sappiamo che quasi il 100% degli alberi di ontano nero in Europa sono infetti da ceppi diversi di flavescenza o anche altri ceppi correlati alla flavescenza, e per cui diciamo lo sapevamo, ma l'idea è capire se quelli che sono da noi in vigneto sono anche nell'ontano e viceversa, no? Quindi abbiamo raccolto lontano in questi 4 posti, in realtà anche in altri, però qua non sono riportati perché non abbiamo fatto le analisi, quindi non li ho messi nella mappa. Come vedete, su nel Trevigiano c'era un sito in cui era negativo, un sito in cui era positivo, mentre nel Veneziano tutti e 2 positivi, questi 10. A Follina, in particolare a Ponte di Piave e a San Donà. Ceppi trovati all'interno. Sappiamo che lontano ospita tantissimi ceppi di flavescenza dorata e simili alla flavescenza dorata. Diciamo che ne ha più non di flavescenza dorata che di quelli di flavescenza dorata. Abbiamo trovato l'M6, l'M38 e l'M50, sempre mappa, che sono stati trovati altre volte in vite in Europa e di cui si sa per sicuro solo che l'M38 e l'M50 sono trasmissibili da Scaphoideus titanus, quindi considerati un rischio. L'M6 non si sa ancora invece. L'M130 invece, che per fortuna non è stato mai trovato su vite, quindi probabilmente non ha niente a che fare con la vite. Solo è stato trovato su ontano e su orientus. Questo ve l'ho già detto, e ecco una cosa importante è che la maggior parte dei ceppi noi li chiamiamo FD-like, no? Quindi simili alla flavescenza dorata, ma non trasmissibili da Scaphoideus titanus, perché quelli trasmissibili da Scaphoideus titanus si chiamano ceppi flavescenza dorata sensu stricto, no? Detto ancora dai francesi nel 1960, credo, 70. Invece ci sono appunto altri ceppi che vengono trasmessi da Orientus, Ischidae, appunto, anche da ontano a ontano, come vi diceva prima Nicola. Per fortuna la maggior parte dei ceppi non vanno sulla vite, almeno non sono stati mai trovati sulla vite in Europa, solo una certa parte. Andiamo alla Clematide, Clematis vitalba, quindi la Clematide quella dei campi, diciamo, non quella coltivata, specie autoctona europea, piante raccolte, in questo caso 76, analizzate 39. Qui vedete 2 foto ben diverse, perché? Perché di solito la Clematide, che noi sappiamo essere infetta, ha questi sintomi. Quindi quasi sempre la Clematide che ha un po' di giallumi, un po' di rossori, accartoccia un po' verso la fine della stagione, contiene il fitoplasma. Mentre quella verde con le foglie lisce e morbide di solito non li contiene, anche se non possiamo fare una relazione al 100%, però già una buona indicazione. Abbiamo trovato su 39 21 piante infette, quindi il 54%, dato che conferma dei nostri studi precedenti. Tutte queste Clematidi, vedete i punti di raccolta, in 3 punti negative, mentre tutti i nomi dei comuni qua non li ho messi perché tanto in qualsiasi posto andiamo è molto facile trovarla positiva. Hanno tutte il ceppo M51, anche questo trasmissibile da anche questo trasmissibile da Scaphoideus titanus, quindi potenzialmente un rischio. Potenzialmente.
Come vi dicevo prima, negli studi precedenti, che appunto ha nominato prima anche Nicola, dal 2004 al 2009 abbiamo visto che la clematide appunto ospita comunemente i ceppi di flavescenza. Si pensa che anch'essa sia uno degli ospiti originari come lontano del fitoplasma in Europa, e anche può essere trasmesso il ceppo da clematide a vite tramite questo vettore appunto, che adesso io ho scritto secondario, ma intendevo dire che è un vettore sì noto, ma non è quello principale appunto, che le parole giustamente vanno soppesate, che trasmette quindi sporadicamente da clematide a vite, però lo può fare. E ovviamente anche nel resto dell'Europa hanno trovato le stesse cose, cioè non è solo in Italia, non siamo gli unici sfortunati. E questa appunto è la dictiofora europea che vi ha mostrato prima Nicola. Corylus avellana, il nocciolo, specie molto diffusa in Veneto, come sapete benissimo, anche se non abbiamo i grandi noccioletti, abbiamo soprattutto noccioli, diciamo, selvatichiti o selvatici, e poi anche nei giardini, no? Le nocciole che vengono nei giardini, nei parchi, che sono anche poi vicini ai vigneti. Abbiamo raccolto 93 piante, ne abbiamo analizzate 83, perché è sotto accusa il nocciolo, no? Quindi volevamo avere qualche indicazione in più. E cosa abbiamo trovato? 3 piante infette su 83, 3,6%. Ed è la prima volta che lo troviamo in Veneto. Finalmente Luisa è stata da fare tanto perché non riuscivamo mai a trovarlo, e alla fine dice ce l'ho fatta. Comunque queste piante non sono mai sintomatiche, quindi è anche difficile, voi capite, andare a cercare a caso su piante non sintomatiche, mentre lontano sappiamo che tanto il 90% è infetto, che ne prendiamo uno e l'altro, il fitoplasma c'è sempre. Cercare un 3% di noccioli sintomatici senza sintomi positivi non è semplice, quindi questo era il motivo per cui non eravamo riusciti a identificarlo probabilmente prima. Dove l'abbiamo trovato? A Cimone, sempre vicino a Breganze, vicino a Vicenza, dove c'è un ceppo FD quale l'M51. Anche questo, che ormai avete già capito, che è trasmissibile da Scaphoideus titanus. Tutti gli altri posti, specialmente Treviso e Venezia, quindi siamo felici noi, non c'è da noi, non l'abbiamo trovato, che non vuol dire che non ci sia. Ecco, però questo vi devo raccontare, che in Slovenia, e vi parlo della Slovenia perché è qui vicino a noi, hanno trovato tantissimi noccioli infetti, però nei noccioletti coltivati, dove ci sono varietà specifiche, e questi erano anche sintomatici. C'è una malattia che è proprio stata scoperta da pochi anni in Slovenia, che è il deperimento del nocciolo. I noccioli che deperiscono, si seccano e muoiono. Hanno trovato dentro 3 tipi di fitoplasmi, di cui uno è quello della flavescenza dorata. Questo nel 2019. Poi sporadicamente, voi sapete, l'hanno trovato anche in Svizzera, qualche caso, e però su piante asintomatiche. Quindi una pianta comunque da attenzionare, una specie, scusate, da attenzionare. Si discuteva proprio con gli amici, diciamo, dell'Europa dell'Est nelle settimane scorse, ci siamo trovati a Zagabria, e si diceva appunto che mentre loro ne prendono 10 e 8 sono infetti, e noi facciamo molta fatica, e dipende dal fatto che noi non coltiviamo il nocciolo con delle specifiche varietà, ma abbiamo una grande biodiversità, e quindi magari il nocciolo selvatico è più resistente. È una domanda che ci porteremo avanti. Ho quasi finito, Come ultimo, dulcis in fundo, perché per ordine alfabetico veniva così, la vite, però vite selvatica o selvatichita, non la vite del vigneto. Voi sapete meglio di me che questi scenari apocalittici si vedono molto spesso, purtroppo, ma la regione, non solo Veneto, anche le altre, stanno cercando di combatterle in tutte le maniere. Sappiamo che le viti, diciamo, selvatiche o selvatichite sono molto presenti, però fatalità nei vigneti del progetto non ce n'erano tanti, ce n'erano pochi vicino. Abbiamo raccolto quindi solo 9 piante, ne abbiamo analizzate 8, e di queste 3 erano positive ed erano anche sintomatiche, e qui mi voglio soffermare perché ci sono portinnesti di cui si possono vedere i sintomi. Adesso io non so dire se tutti i portinnesti mostrano i sintomi, però voi vedete questa foto in basso a sinistra, voi se lo vedete vi viene in mente che ci potrebbe essere qualche cosa, è un portinnesto. Quello in alto a destra invece è un po' più difficile, perché le foglie sono belle verdi, ma se voi guardate all'interno, poi ve lo mostro meglio dopo, ci sono alcune foglie che si piegano, e per noi ci basta per raccoglierle. Non è un sintomo facile da vedere, ma se lo vedete è quello che probabilmente è il portinnesto con i sintomi e che poi è positivo.
Allora, in questo caso le viti le abbiamo raccolte a Tarzio e a Conegliano, il ceppo in queste viti è l'M54, l'FDD, quello di cui vi ha parlato Luisa prima, il più diffuso in tutta Europa, quello a cui piace tanto la vite, o viceversa, trasmissibile da Scaphoideus sitanus. Ecco, e qui vi mostro da vicino, vedete le foglie che sono un po' ripiegate e un po' bollose di questo portinnesto. Ecco, fateci l'occhio, perché se avete delle cose del genere vicino ai vigneti potrebbe essere un sintomo. Non pensate di vedere i sintomi classici della flavescenza dorata. Quello che vi ho mostrato prima era un caso più unico che raro. E quindi ricordatevi che sono state trovate infette in molte aree e sono sicuramente una delle più importanti fonti di inoculo della malattia e sono anche ospiti del vettore, ovviamente, che ci vive benissimo. Poi chiudo con questa, che sono altre specie vegetali. In realtà stiamo studiando ancora, perché non ne siamo ancora uscite, non è poi così semplice, delle piante di Moro salva, quindi il gelso, che sapete che da noi era maritato alle viti una volta, no? Qua in Veneto e non solo. Abbiamo raccolto 26 piante, 7 sono sicuramente negative, ma su qualcuna abbiamo dei dubbi e lo stesso vale per il salice. Abbiamo raccolto 122 piante, 75 sono negative, ma anche qualcuna di queste ha dato dei segnali. Perché ci testardiamo su queste? Perché altri gruppi le hanno trovato sporadicamente positive e infette da fitoplasmi di flavescenza dorata. Quindi un piccolo segnale in questo caso può avere una grande importanza, vuol solo dire approfondire e capire. E qui chiudo, ringrazio tutti, la lista appunto prima dei 4 moschettieri appunto che ci hanno accompagnato in questo lavoro, quindi a Verona Nicola Denea e al CREA Luisa Vallì, tutti quelli che ci hanno aiutato, sia del CREA che dell'Università di Verona, il libro professionista Diego Iva che ci ha aiutato nella caratterizzazione delle specie botaniche, i viticoltori che ci hanno lasciato entrare impunemente nei loro vigneti, hanno aspettato a trattare che noi passassimo prima, anche se ci seguivano col trattore qualche volta, e poi tutti voi per l'attenzione. Grazie mille. Pronto per l'intervento Val di Forte del CREA sempre, e ci parlerà e metterà i piedi nella questione epidemiologica. Noi siamo tutti qui pronti ad imparare. Buongiorno a tutti. Allora, solo che apro anche la mia, eccola qua. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Val di Forte del CREA Viticoltura e Enologia e insomma ne avete sentite di cose fino adesso, penso che di informazioni ormai siete pieni. Che cosa manca ancora da dire? Io cercherò di chiarirvi un po' tutto quello che è stato detto mettendolo assieme, sperando di non fare più confusione che altro, perché abbiamo capito che abbiamo trovato viti sintomatiche laddove c'erano positive a ceppi M3, M54 laddove avevamo i sintomi. Abbiamo trovato ai bordi di questi vigneti piante spontanee che erano positive al fitoplasma della flavescenza dorata e abbiamo anche visto quali sono i ceppi che abbiamo rinvenuto. Abbiamo anche catturato dei cicadellidi, vettori potenziali alternativi, noti potenziali alternativi, li abbiamo analizzati e abbiamo trovato che alcuni di essi avevano il fitoplasma della flavescenza dorata. Abbiamo visto quali sono i ceppi. Che cosa vuol dire questo? Dobbiamo preoccuparci oppure no? Andiamo a vedere. Intanto dobbiamo capire la complessità dello studio, no? Avete visto quando i colleghi hanno parlato di analisi di 200, 300, 1000 e passa piante spontanee, quindi raccolte 1000 rotti piante spontanee, analizzate 400 e rotti, però solo a volte una minima parte risultava positiva al fitoplasma, a volte nemmeno al fitoplasma della flavescenza dorata, ma un altro fitoplasma. Quindi capite bene che è un lavoro molto complesso, in cui a volte si va proprio un po' al buio, no? Si cerca di trovare delle indicazioni nuove o che ci diano degli elementi per capire un po' di più l'epidemiologia, ma
spesso il lavoro è molto grande per poi avere delle minime indicazioni. Infatti in questa tabella potete vedere come laddove troviamo sintomi in vigneto, andiamo poi a fare l'indagine sulla presenza di cicadellidi e sulla presenza di piante spontanee che potrebbero avere un ruolo, non sempre fatte le analisi troviamo delle corrispondenze, non sempre troviamo degli esemplari di cicadellidi positivi come delle piante spontanee positive, e anche laddove le troviamo positive adesso andiamo a vedere se effettivamente potrebbero avere un ruolo o meno nell'epidemiologia della flavescenza dorata nei nostri vigneti in Veneto. Andiamo a vedere caso per caso questi 4 vigneti in cui abbiamo effettivamente trovato il fitoplasma della flavescenza dorata sia sulle viti in vigneto, sia su alcune specie di cicadellidi, sia sulle piante spontanee ai bordi di questo vigneto, di questi 4 vigneti. Quali sono i ceppi che abbiamo trovato? Ve li ho elencati qua. Alcuni, come vedete, l'M3 e l'M54 ormai l'avete imparato a memoria, li abbiamo trovati sulla vite, e solo questi 2 qui in Veneto, dalle nostre indagini, dalle indagini fatte finora con questo progetto, solo questi 2 li abbiamo trovati sulla vite in vigneto, ma vi hanno già spiegato i colleghi che in realtà in altre parti d'Europa anche altri ceppi sono stati trovati sulla vite in vigneto, e poi appunto vedete che invece altri ceppi sono stati rinvenuti su piante spontanee e su cicadellidi, e questo è l'elenco di quello che comunque vi è già stato mostrato dal professor Mori. Andiamo a vedere quei 4 vigneti di cui vi ho parlato prima, ecco, rientrano in questi casi in cui abbiamo sia piante spontanee positive al fitoplasma della flavescenza dorata, sia cicaline raccolte in quell'ambiente, in quel vigneto. Il primo vigneto di cui vi voglio descrivere è un vigneto in provincia di Venezia, San Donà di Piave, in cui veniva di varietà Pinot Grigio, in cui le analisi hanno permesso di rinvenire il ceppo M54 sulla vite. Fra le piante spontanee raccolte ai bordi di questo vigneto, che presentava un pioppeto nel lato ovest, ma a nord tutto un giardino con alberature e arbusti da cui abbiamo raccolto un bel numero di piante spontanee, alcune sono state analizzate e sono l'Alnus glutinosa e l'Erigero, e di queste una pianta di Alnus glutinosa è risultata positiva alla flavescenza dorata con il ceppo M6. Quindi vedete già che non è lo stesso ceppo che abbiamo rinvenuto però in vigneto. Alla stessa stregua, fra i diversi campioni di cicadellidi raccolti all'interno e sui bordi del vigneto, abbiamo rinvenuto un esemplare di Orientus ischide positivo al fitoplasma con ceppo M50. Che cosa capiamo? Che sì, effettivamente in questo sito, in questo vigneto, abbiamo rinvenuto il fitoplasma della flavescenza dorata in tutte e 3 le componenti che stiamo indagando, però è fondamentale, ecco perché Luisa prima vi ha spiegato tutta quella storia sulla caratterizzazione che magari è anche difficoltosa, no, da comprendere per chi non è del mestiere, ma è fondamentale per capire le relazioni poi, no, tra le componenti. Sì, sono positivi al fitoplasma, ma in realtà hanno una variante, un ceppo differente. Sarà fondamentale adesso nel proseguo del progetto, nel nuovo progetto di cui hanno già parlato, insomma, che è finanziato dalla Regione e che sarà di durata triennale, sarà fondamentale andare ad approfondire questo caso in cui abbiamo avuto la fortuna comunque di trovare tutte e 3 le componenti positive, ed andare ad approfondire per esempio se all'interno di quel vigneto in cui è vero io ho trovato ceppo viti positive ceppo M54, andare ad approfondire e capire se eventualmente ci sono anche viti, magari 1, 2 soltanto,
che magari potrebbero avere un ceppo diverso, o l'M6 o l'M50, ma questo prevede un approfondimento molto sottile, per cui io dovrò andare ad analizzare tutte le viti che vedo sintomatiche. Alla stessa maniera, questo vigneto in provincia sempre di Venezia, Musile di Piave, con 2 varietà, Pinot Grigio e Merlot confinanti, e con delle alberature, vedete, sul lato nord, con alberature e arbusti, anche piante erbacee. Molto diffusa qui era la clematide, con anche dei sintomi. Infatti fra le varietà, le specie che sono state analizzate, anche la clematide, anche alcune piante di clematide sono risultate positive. A quale ceppo? L'M51. Mentre in vigneto, come ci aspettavamo e come ormai avete già sentito dire, era presente l'M54. Fra i cicadelidi analizzati, Shimonus amatus, Phlogotetyx cyclops, un esemplare di Phlogotetyx cyclops è risultato positivo all'M51, quindi stesso ceppo che abbiamo trovato su clematide. Ecco che potrebbe esserci una relazione fra Clematis vitalba e Phlogotetyx cyclops, ma non riusciamo, questo non è determinante per dire bene, questa cicalina risultata positiva al fitoplasma della flavescenza dorata è in qualche modo ha un ruolo determinante nella diffusione del fitoplasma in questo vigneto, perché in realtà, andando a caratterizzare appunto i ceppi, abbiamo trovato ceppi diversi. Anche qui sarà interessante poi andare a vedere se effettivamente all'interno del vigneto non ci sia qualche vite magari meno presente, quindi solo qualche singola vite che magari non abbia effettivamente anche il ceppo M51, ma finora non l'abbiamo ancora trovata. Provincia di Vicenza, Cimone già nominato dalla dottoressa Angelini. In vigneto abbiamo trovato un vigneto di diverse varietà, abbiamo trovato ancora il ceppo M54, quello più diffuso. Sulle piante spontanee questa volta abbiamo trovato 2 specie positive al fitoplasma, sia la clematide che il nocciolo, entrambi con il ceppo M51. M51 che abbiamo visto prima nell'altro vigneto, già ritrovato su Phlogotetyx, trovato anche in questo vigneto su Phlogotetyx, ma anche su Dictyophora europea. Okay? Quindi anche qui una possibile relazione fra clematide, nocciolo, Dictyophora, Phlogotetyx, ma che non ci dà nessuna indicazione sulla diffusione del fitoplasma, in questo caso del ceppo M54, all'interno del vigneto. Quarto vigneto di cui voglio parlare, sempre in provincia di Vicenza, a Breganze, sempre M54 in vigneto e piante spontanee rinvenute positive, Clematis vitalba ancora una volta positiva al ceppo M51, Ailanthus altissima positiva con il ceppo M50. Ma fra i cicadellidi analizzati, Dictyophora, Phlogotetyx, Orientus e Shimonus, soltanto l'Ishimonus amatus è risultato positivo, tra l'altro con un ceppo diverso, quindi l'M38. Anche qui sarà interessante andare ad indagare se in vigneto ci sono viti con altri ceppi oltre all'M54, ma anche se fra le piante spontanee ci sono piante o di clematide o di ailanto o di altre specie che potrebbero avere il ceppo M38, perché da qualche parte l'Ishimonus deve averlo pur preso. Quindi vedete che, come è stato detto all'inizio, il progetto ci ha permesso di porre delle basi, di avere un inizio dei lavori che adesso ci apre un sacco di strade, cioè abbiamo un sacco di approfondimenti adesso che ci viene da fare all'interno del vigneto e sulle piante spontanee, sui bordi e anche fra le diverse specie di cicadellidi, che siano vettori assodati, alternativi o potenziali. Andiamo anche a vedere questo caso però in cui, attenzione, il ceppo M3 che si trova su vite è stato trovato non solo su Scaphoideus, ma anche su Orientus ed Euchelilius.
Questi sono 2 vigneti, ve li ho sintetizzati in un'unica slide, in blu uno, in verde l'altro, in cui appunto vigneto numero 1 di diverse varietà di cultivar rosse, abbiamo constatato la presenza del fitoplasma della flavescenza dorata, abbiamo analizzato diverse piante presenti nel vigneto. L'unico campione che è risultato positivo era di convolvolo, ma era positivo per il legno nero e non per la flavescenza dorata. Fra le specie invece di Cicadellidi è risultato positivo un esemplare di Euchelidius variegatus con il ceppo M3. Sarà da approfondire, da caratterizzare quei campioni di viti raccolte in questo vigneto che noi qui abbiamo descritto come positivi al fitoplasma della flavescenza dorata, ma andremo adesso a capire anche se si tratta di M3 o di M54. Alla stessa maniera l'altro vigneto di Clinton, che è sintomatico e che ha viti positive alla flavescenza dorata, ma non abbiamo ancora caratterizzato il ceppo, presenta ai bordi alcune piante di ontano positive al fitoplasma della flavescenza dorata, ma non abbiamo ancora avuto il tempo di caratterizzare i campioni. Sta di fatto che un singolo esemplare di Orientus iscide fra quelli analizzati è risultato positivo alla flavescenza dorata con ceppo M3, e quindi capire se l'ontano o la vite in questo vigneto abbiano o meno il ceppo M3 ci potrebbe permettere di chiudere o meno un cerchio. È vero che una volta che noi in teoria possiamo anche verificare se Euchelidius e questi 2 vigneti sia presente effettivamente il ceppo M3, e se trovassimo anche delle piante spontanee con il ceppo M3, non saremmo ancora arrivati a dire che uno dei protagonisti della diffusione in questi 2 vigneti di flavescenza dorata siano effettivamente l'Euchelidius e l'Orientus, perché bisognerà poi capire se hanno da quale pianta hanno acquisito questo ceppo M3, dalla vite oppure da piante spontanee attorno al vigneto, e qual è effettivamente la capacità di queste 2 specie di trasmettere il ceppo M3, e anche assodato che riescano a trasmettere questo ceppo M3, qual è poi la probabilità che poi in vigneto lo facciano veramente e con quale incidenza. Io so che lo Scaphideus fa l'intero ciclo all'interno del vigneto, che lo ritrovo sempre all'interno del vigneto e si alimenta su vite per tutta la sua vita. Euchelidius variegatus, quanti esemplari trovo all'interno del vigneto piuttosto che sulla siepe, e quante volte si alimenta sulla vite piuttosto che su una pianta spontanea all'esterno. Idem, stesse considerazioni per l'Orientus iscide, quindi gli studi sono ancora lunghi e sono molti gli elementi che ci mancano per dire che queste 2 specie potrebbero effettivamente avere un ruolo nella diffusione epidemiologica del fitoplasma della flavescenza nei nostri vigneti. Quindi dalla teoria speriamo un giorno anche di arrivare a in pratica dirvi se hanno o meno un ruolo e darvi delle indicazioni anche su come poi operare il vigneto. Concludendo, da quanto visto finora, il quadro epidemiologico in Veneto è legato allo Scaphideus titanus, che è in grado di trasmettere qui da noi in Veneto M3 e M54, e non è un quadro epidemiologico molto diverso da quello che c'era negli anni passati. Sta di fatto che bisogna tenere presente che abbiamo piante spontanee con diversi ceppi e che sono ai bordi dei nostri vigneti, ceppo M6, M50, M51, M38 per esempio, e che mai finora dalle indagini condotte in questo progetto, mai finora questi ceppi sono stati rinvenuti su vite nei nostri vigneti. Alla stessa maniera Cicadellidi con il fitoplasma della flavescenza dorata ce n'è,
pochi, ma li abbiamo trovati. In soli 2 casi, in 2 esemplari, avevano anche un ceppo che potrebbe, ma non è stato caratterizzato in quei 2 vigneti che vi ho descritto, che potrebbe essere presente anche in vigneto. E con questo io non ho nessuna lista di ringraziamento perché l'hanno già fatto i colleghi prima, ma ringrazio voi per l'attenzione. Dunque, il bravo moderatore ha chiesto al bravo organizzatore come procedere e ci sono delle domande e credo che forse questo è il momento in cui possiamo dare riscontro a chi nella chat o qui direttamente in platea. Vince su tutti il professor Mori, che mi sembra uno fra i più richiamati. Avevano tentato con Enea, poi dopo, visto che hanno detto no, ma questo poi l'ha detto Mori, chiediamolo a lui. Quindi inviterei a venire qua al professor Mori per 2 o 3 questioni che mi pare emergano. Magari preparatevi se avete delle cose qui in sala da specificare. E un argomento è questo sui criteri di scelta del vettore. Dicevo, la domanda era indirizzata al dottor Enea, ma poi dopo è stata specificata anche sull'intervento che ha fatto Mori. C'è una domanda se il diserbo interceppo è da considerare utile, e qui però il decalage è su legno nero. Una questione che immagino possa essere anche degli organizzatori, quando saranno pronte le direttive che stanno sulla vostra, come abbiamo fatto noi, recentissima ordinanza regionale e sui bollettini di produzione integrata e biologica. Poi la questione dei bordi, se è opportuno andare con trattamenti insetticidi anche sui bordi per poter evitare che questi siano una componente attiva dell'epidemiologia. Ed infine una specifica, forse per Elisa, è la questione di Ictiofara e Vitalba, se c'è una specializzazione in questo senso. Io credo di averle brevemente riassunte un po' tutte, e la questione criteri di scelta del vettore, perché si è puntato su quelli, mi pare che in parte la risposta poi sia venuta, il diserbo interceppo, i trattamenti sui bordi esterni del vigneto. Non so se su queste 3 questioni ci può dire qualcosa il professor Mori o chi altri ha bisogno. Le domande poi le vedete tutte in chat, non so se vi è possibile anche. Grazie al moderatore. Cerco di portare il nostro contributo, dopo ovviamente penso che anche in platea ci possono essere delle persone che possono integrare. La scelta dei vettori è dettata da indagini bibliografiche, quindi la prima parte del progetto è stata quella di fare un dataset, e a livello anche recentemente, la scorsa settimana, c'è stato un convegno internazionale sui fitoplasmi, e non so dove devo guardare, e questi sono quelli che sono stati ritrovati, ripeto, o in grado di trasmettere su vite o ad altre piante o a veicolarlo. L'unico che non era in grado, cioè che non era in bibliografia noto per essere veicolatore della flaviscenza dei fitoplasmi agenti della malattia della flaviscenza dorata, era il Neoliturus fenestratus, scelto per l'abbondanza che era presente nei nostri vigneti già da indagini precedenti, e anche per la sua capacità di trasportare diversi fitoplasmi, almeno 4. Quindi la domanda è: se ne porta 4, perché non può portare anche il quinto? Quindi di fatto la scelta dei vettori è stata soprattutto dettata da indagini bibliografiche condotte a livello non solo nazionale, ma ad esempio di Shimons a livello americano, quindi a livello dove sono presenti diversi gruppi di ricerca che lavorano o in campo o in laboratorio sul gruppo 5. Il discorso del diserbo. La pratica del diserbo, così anche quella dei bordi, premesso che non è ammesso nessun trattamento insetticida sui bordi, quindi stiamo parlando di fuori legge, perché se l'etichetta è legge, usare il prodotto al di fuori dall'indicazione dell'etichetta siamo fuori legge, e quindi questo abbiamo risposto. Intendo la domanda come la gestione agronomica del bordo. Ecco, allora sì, e qui si entra nel discorso della biodiversità funzionale. Biodiversità funzionale nata per definizione
al fine di aumentare l'omeostasi del sistema vigneto perché risponda al controllo biologico classico. Quindi creare tutta quella ricchezza di specie vegetali, arbustive, arboree, erbacee che in qualche modo per le loro caratteristiche di ricchezza di polline, di nettare eccetera aiutano tutta quella coorte di predatori parassitoidi a tenere bassa le popolazioni di fitofagi nel vigneto. Allo stato attuale delle conoscenze, il valore della biodiversità intesa come contributo nel controllo biologico classico è maggiore rispetto alle non certezze che abbiamo. È chiaro che, come ha detto la dottoressa Angelini, se alcune piante manifestano i sintomi, è ovvio che i bordi vanno assolutamente gestite le Vitin-Selvatichite, questo non sono solo io a dirlo, ma diversi ricercatori qui presenti in sala, quindi i bordi vanno puliti dalle Vitin-Selvatichite, i bordi vanno puliti dalle piante manifestate i sintomi, vanno puliti dall'Ailanthus altissimo, che è un infestante, e per il quale so che la Commissione Quarta dell'Agricoltura del Senato si sta adoperando per rendere l'estirpo coato, perché di fatto è una simoburacea che sta creando più disastri che altro, e per l'altro non si può fare. Quindi i vantaggi che abbiamo, ecco che allora, in base a questo però, il discorso è molto interessante il contributo dell'Est per quanto riguarda le piante di nocciolo. È chiaro che la scelta anche della provenienza delle piante eventualmente da piantare una siepe diventa fondamentale. Stiamo parlando di servizi fitosanitari, tutto il discorso della certificazione che ci può essere, della tracciabilità del materiale vegetale da dove arriva, quindi per me la prima gestione è l'impianto della siepe che deve essere fatta secondo le buone pratiche agronomiche e le certificazioni degli enti locali che certificano, e poi il discorso degli estirpi delle piante sintomatiche. Per quanto riguarda il diserbo, anche qui è stato dimostrato, soprattutto per il legno nero, che le piante, una volta si pensava solo di cotiledoni, invece adesso i gruppi anche dell'est dimostrano che alcune piante monocotiledoni sono, quindi anche qui il discorso per la flavescenza dorata, secondo me, ma quindi appunto invito anche altri ricercatori a intervenire, non ha un ruolo epidemiologico per quanto riguarda la flavescenza dorata. Diverso invece è il discorso del legno nero, per il quale invece sono previste delle pratiche anche nei disciplinari di lotta, di gestione agronomica o meccanica. Non so Stefano se ho risposto a tutto. A me sembra che erano queste le questioni, infatti nel diserbo lo stesso interpellante faceva riferimento poi al legno nero. Sì, prego. Approfitto, io ho visto che Nicola ha fatto più volte inviti ai ricercatori presenti in aula. Vede che c'è il professor Carlo Duso e innanzitutto vorrei ringraziare per la sua presenza. Sottolineo il fatto che queste erano le prime ricerche che sono state messe in atto in collaborazione tra Regione, università e enti di ricerca. Oltre a queste hanno fatto seguito una serie di altre ricerche, come accennavo all'inizio, sono ancora in corso, di cui fa parte anche l'Università di Padova, e i cui risultati, una volta acquisiti, saranno oggetto ovviamente di presentazione, come stiamo facendo oggi, e di pubblicazione, cosa che abbiamo previsto appunto a breve per i lavori che stiamo presentando oggi. Carlo, se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni, sei libero di intervenire, quindi quando vuoi. Approfitterei, prego. Voglio sapere due cose, se è possibile. I focolari della flavescenza dorata negli anni 90 corrispondono a quelli geologici? Aspetta, c'è il problema anche della... Allora, i focolai della flavescenza dorata degli anni 90 corrispondono con i focolai di oggi? Intesi come zone, ubicazioni? Sì. Uno è questo. Due, ho l'impressione che il vitigno Tokai sia più tollerante, resistente alla flavescenza dorata. Io ho alcuni casi dove ho il Tokai adiacente a dei vigneti particolarmente colpiti e lo trovo abbastanza immune. C'è un motivo? C'è qualcuno che ci sta studiando, capendo il perché? Sì, grazie. A questo punto invito, io sono troppo giovane del mestiere per rispondere, Sergio. Io ero registrato, quindi non ho seguito
da Valletto ora deve fare anche l'oratore. La questione erano i focolai, se quelli degli anni 90 corrispondono ai focolai attuali e se la sensibilità e la possibilità di espressione del sintomo poi riferiva alla varietà Tokai. Beh, credo che tutto sommato possa essere più utile nel caso specifico al dottore Angelini per quanto riguarda il Tokai bianco, immagino. Sì. Tokai bianco, quindi se era rosso magari giocavo in casa e potevo dire qualcosa di più. No, voglio dire, adesso parlare di similarità o quantomeno di sovrapposizione nelle situazioni dove ci sono state le grosse infezioni in precedenza, non quelle adesso, devo dire che le zone sono quelle. Poi rispetto a quello che una volta, diciamo così, era stato colpito maggiormente, sono spariti praticamente tutti quei vigneti, quindi come tale si è rigenerata tutta un'altra situazione. Non vedo quindi come possa essere, diciamo così, paragonabile la cosa. Se la domanda è riferita, ci sono delle zone che corrono maggiormente questo rischio? E questo forse è quello che voleva dire. Semplicemente se corrispondevano con quelli degli anni 90. Ecco, allora, considerando che dagli anni 90 gli impianti non sono più gli stessi, è cambiato anche il materiale, come sa benissimo. La situazione qual è? Che c'è stata la prosecchizzazione del territorio, quindi trovare fuori, diciamo così, delle zone e una similarità tra tutto quello che c'era prima e quello che c'è adesso, francamente sarebbe come andare così un po' a zonzo, a mio parere, insomma, penso sia abbastanza complicato. Chiaramente rivolgo ai ricercatori poi la questione. Per quanto mi riguarda non ho elementi per poter dare indicazioni o risposte più precise. Sembra a gran voce, viene declamata per venire qua da noi, prego, certo così. Facciamo cambio con Sergio. Allora, io sono più giovane di Sergio, prima di tutto, che sia chiaro, però il nostro direttore, il dottor Borgo, che è andato in pensione, che spero che ci stia seguendo da remoto, ci aveva sempre detto, come mi conferma anche il dottor Vettorello, che anche lui ha capelli e barba bianchi, quindi è più avanti di me nell'esperienza. I focolai di allora erano sempre il Valdobbiadene e il Soave, che lo sono anche adesso, ma adesso c'è tutta la parte del veneziano che è un grande focolaio, ma chiediamoci 25 anni fa nel veneziano cosa c'era? C'erano poche viti o erano altre varietà. E a proposito di varietà, parliamo appunto del Tokai, che già che la domanda è stata fatta, sì, lo sappiamo che il Tokai è una varietà parzialmente resistente, la stiamo studiando al CREA da tempo immemore, ma più in maniera approfondita dal 2011, in particolare perché se ci fossero, e noi pensiamo che ci siano, dei geni della resistenza contro la flavescenza dorata in vitis vinifera, sarà là che li troviamo. Quindi stiamo facendo uno studio che potremo metterci 2 giorni a descrivervi, quindi non ci metterò, abbiamo vigneti sperimentali fra il Piemonte e il Veneto proprio per capire dove si posizionano questi uno o più geni che sono correlati alla resistenza, ma ci interessano anche quelli della suscettibilità. Abbiamo preso come prototipo, diciamo, di suscettibilità lo Chardonnay, di resistenza al Tokai, li abbiamo incrociati al metodo classico per trovare i QTL, si chiamano, quindi le zone, diciamo, dei cromosomi, del genoma, dove ci sono localizzati i geni per la resistenza, che possono essere specifici ma anche aspecifici, ricordiamoci. È un lavoro lungo anche perché la vita è pluriennale, come sapete bene, e per infettarla non si può fare in laboratorio, quindi abbiamo proprio dei vigneti in campo sperimentali che osserveremo per 5-6 anni, in cui abbiamo tutti i figli di Tokai per Chardonnay, e nel frattempo abbiamo fatto un dottorato con la dottoressa Casarini, che è qui presente, proprio per capire a livello anche di trascrittomico, quindi come si esprimono i geni, dove possiamo andare a cercare meglio. Ma ci saranno altre conferenze su questo, non ne dubito. Approfitto anche per rispondere a una domanda che mi aveva appunto chiesto prima. Clematis vitalba e Dictyofora europea, sì, dagli studi fatti noi con il gruppo della Serbia, perché la situazione è la stessa per quanto riguarda le piante spontanee, diciamo, su certe cose. Clematide, Dictyofora può vivere su clematide, può trasmettere a vite in prove sperimentali ovviamente, però poi lo vediamo anche in campo in tanti posti, che il ceppo che c'è per esempio in Serbia nella vite è lo stesso della clematide, ok?
Quindi sicuramente una cosa che può rendervi invece felici è che lo scafoideus titanus sulla clematide non vive bene, perché studi fatti ancora nel 2000, quando ero giovane, ero in Francia, all'IRA, con la professoressa Boudon Padier, che è stata una delle persone, diciamo, più importanti nello studio della flavescenza in Europa. Lo scafoideo messo sulla clematide muore. Dopo 1 o 2 giorni muore, non si nutre e non diventa infetto, per cui per fortuna, diciamo, ecco. E mi pare che per me c'è tutto. Grazie. Sì, no, che era proprio questa la domanda. No. Prego. Sì. Allora, avrei 3 domande per i 3 relatori diversi. Allora, per la dottoressa Filippin, dove si è analizzato, se ho capito bene, la differenza tra i vigneti dove c'era la presenza epidemica o non epidemica appunto dell'FD. Volevo chiedere se è stato analizzato anche la presenza del fitoplasma dell'aspariello. No, ok, stanno parlando con me. L'altra domanda che volevo fare appunto alla dottoressa Valliforte è: nei 4, chiamiamoli casi studio dei vigneti visti, analizzati, oltre all'analisi della vite, delle piante spontanee e dei possibili vettori, se è stato analizzato anche dello Scafoideus raccolto? E poi l'altra domanda al professor Nicola Mori: se nella tabella dove c'erano i diversi, insomma, insetti, possibili vettori, dove c'era il Neoliturus, c'era appunto non applicabile, quindi l'NA, se da capire come mai c'era non applicabile, non c'era scritto nessuna presenza di Genemap. Grazie. Credo che possiate venire qua, 3 domande e 3 risposte. Oppure pronti? Io faccio presto. Allora, diamo spazio a Mori che ha detto che fa presto. Not available. È in corso le analisi. Quindi le analisi, come è stato detto, sono ancora analizzate, abbiamo cercato per oggi di completarle tutte. C'erano degli smear, ma poi passo alle colleghe, ma non abbiamo, quindi è in corso di identificazione il CEP. Poi, visto che era stata chiamata in causa Filippin. Sì, allora, mi rilascio al discorso dell'Aliturus, era positivo. Mi sembra giusto rivolgermi a chi ha fatto la domanda. No, è positivo in real time, quindi posso solo dire c'era un fitoplasma del gruppo quinto, però appunto mancava il circo map, la caratterizzazione. E per le viti non abbiamo cercato in maniera specifica il gruppo primo, perché a noi interessava l'indagine sulla flavescenza dorata. Quindi nel momento in cui la vite è sintomatica, vedo se c'è il fitoplasma della flavescenza dorata, tralascio il resto e mi sono concentrata su quello. Poi noi normalmente cerchiamo il legno nero, quindi posso sapere se sul resto c'era legno nero o nulla. Però il nostro focus era proprio sulla flavescenza dorata. Ed infine? Riguardo allo Scafoideus, allora dei 4 vigneti, i 2 in provincia di Vicenza sono stati analizzati e avevano il GPM 54 che è lo stesso rinvenuto in vigneto. Quelli della provincia di Venezia non sono stati analizzati, ma perché ne avevamo già analizzati, avevamo già una banca dati nostra di Scafoideus che nel tempo comunque analizziamo per altri motivi e presentano sempre il ceppo 54. Poi, visto che il pubblico da casa si vede essere molto attento, c'è una domanda, direi ficcante, che rivolgo a Lucio, ed è le situazioni di contorno, i vigneti non trattati, i vigneti abbandonati, queste situazioni che così creano tanto allarme. C'è una procedura per far sì che noi servizi fitosanitari ne veniamo a conoscenza e poi abbiamo la possibilità di intervenire? Grazie. Purtroppo la domanda è di stretta attualità ed è in fase di studio, l'approfondimento, non nel senso che non ci sia già una modalità.
in quanto già da un paio d'anni, dall'anno scorso in particolare, è stata messa a punto un canale diretto per effettuare le segnalazioni di vigneti che sono mal gestiti piuttosto che abbandonati e che presentano sintomi evidenti di flavescenza, e quindi in collaborazione con Avepa e in accordo con associazioni di categoria, consorzi di tutela, era stata messa in piedi una procedura che prevede appunto la possibilità da parte dei singoli, che possono essere sia agricoltori sia anche privati cittadini, rivolgendosi a queste categorie che ho citato, quindi associazioni di categoria agricole, consorzi di tutela, di evitare di esporsi in prima persona, di far fare la segnalazione anche da parte di chi poi gli può essere di aiuto, di supporto per l'individuazione precisa delle superfici vitate. Una volta che queste segnalazioni poi ci arrivano, noi ci stiamo attrezzando per andare a verificarli in campo, anzi devo dire che con alcuni consorzi c'è già un accordo per una fase successiva, nel senso che loro si sono dotati di tecnici che fanno un filtro di queste segnalazioni che arrivano per verificare se sono effettive o meno, prima di mandarci poi una segnalazione in base alla quale noi ci dovremmo muovere. Quindi la modalità è questa, l'alternativa è quella di scrivere direttamente una PEC al servizio fitosanitario, ma io consiglierei, anche per questioni appunto che abbiamo già provato, abbiamo già sbattuto il naso di privacy, di rivolgersi appunto a questi operatori. Dopodiché, ripeto, noi dovremmo essere nelle condizioni di poter uscire quanto prima per effettuare i sopralluoghi e dar seguito a quello che poi è un iter già previsto e codificato. Tra dire e il fare le cose si complicano man mano si va avanti. Io vi posso anche segnalare che sulle segnalazioni precedenti, l'anno scorso ne sono state fatte circa un 300 in Regione Veneto, siamo arrivati in oltre 200 casi a gestirle con delle ordinanze di estirpo totale o estirpo parziale, e poi a queste ha fatto seguito un'ulteriore verifica per capire se i soggetti che erano stati interessati avevano proceduto o meno con quanto gli era stato ordinato. Siamo nella fase finale di questo tipo di attività, purtroppo arriveremo all'applicazione di sanzioni, perché per fortuna non in tantissimi casi, ma sicuramente in una ventina di casi si dovrà procedere in fasi successive. Le fasi successive sono in primis, dopo fatti tutti i tentativi del caso, nel cercare di convincere circa quello che dovrebbero fare, dovrebbe arrivare la sanzione, e poi la butto lì anche eventualmente a interventi ancora più radicali e coercitivi, per i quali ci stiamo attrezzando. Ma approfittando di questo argomento, visto che in sala c'è chi l'anno scorso si era adoperato, Enrico, chi si era adoperato in prima persona per questa fase, approfittando anche del ruolo che nel frattempo lui ha assunto, un ruolo altisonante, quindi è il direttore del settore viticolo dell'OIV a Digione, coglierei l'occasione per far fare anche lui delle considerazioni su qual è l'approccio al di fuori anche dell'Italia su questo tipo di problema. Prego Enrico. Grazie. Allora, mi si chiede, insomma, buona parte di voi mi conosce, mi si chiede in queste situazioni come siamo presi rispetto alla situazione epidemiologica e anche a livello di controllo della malattia negli altri paesi. L'OIV, per farla breve, è quell'organismo dove i paesi produttori e consumatori di vino, sulla base di queste informazioni tecniche e scientifiche, decidono ciò che è bianco, per le quali il bianco è bianco, il nero è nero, decidono ciò che è bianco, ciò che è nero, o si mettono d'accordo sul grigio. Se c'è una cosa che non ammette compromessi, questa sicuramente è la flavescenza dorata. Allora, una riflessione rispetto all'investimento che sta facendo la Regione Veneto su queste attività, con l'Università di Padova, con l'Università di Verona e con il CREA di Conegliano. Forniscono puntualmente delle informazioni che vengono poi tradotte in accorgimenti culturali, accorgimenti fitoiatrici,
che Penne Sapienti inseriscono in modo chiaro, c'è quest'anno, nel decreto di lotta obbligatoria. Cos'è che allora manca se ci ritroviamo sempre numerosi a questi eventi? Manca il rigore, non lo dice Battistone, non lo dice l'OIV, lo dicono ad esempio gli esiti, dato che vengono chiamati in causa, dei controlli 2022, sia sul corretto utilizzo e la corretta esecuzione dei trattamenti insetticidi e sulla tempestiva rimozione delle piante sistematiche, nonché rimozione di superfici evitate, incolte o abbandonate. Quindi numeri che confermano che c'è una diffusa mancanza di professionalità, che rischia di vanificare quella che è l'investimento anche in ricerca, in quei piccoli passi che dobbiamo fare, perché oggi abbiamo a disposizione mezzi tecnici con limitata persistenza, limitata efficacia e soprattutto anche un'intensificazione delle attività associate alla produzione di uva. Allora l'OIV ha chiamato gli Stati membri, di cui l'Italia è il paese fondatore e, come piace al dottor Borgo ricordare, l'azionista di maggioranza, siamo i primi produttori di vino al mondo, al tavolo, e a creare un gruppo ad hoc che è coordinato dalla Francia, e abbiamo l'opportunità di avere il coordinamento italiano della dottoressa Angelini per avviare un progetto di risoluzione sulla flavescenza dorata, che andrà quindi a definire le raccomandazioni, e quella in sostanza che sarà una strategia armonizzata al fine di non ledere la competitività dei vari paesi. Ovviamente questa strategia sarà basata su ed è già in corso un dibattito esteso non solo alla malattia, quindi agli aspetti epidemiologici, ma soprattutto anche come dicevo, a come i servizi fitosanitari di ogni paese membro si stanno muovendo, e su questo punto c'è una mancanza di sincronia. Ad esempio, per darvi qualche dimostrazione, in Italia stiamo discutendo sulla possibilità di avere deroghe vista la situazione d'Italia, perché la Regione Veneto si è unita ad altre regioni, quindi la richiesta è una richiesta a livello nazionale, e ovviamente si parla anche di andare a ristorare, si discute di andare a ristorare, diciamo, i mancati redditi su situazioni particolarmente gravose per i viticoltori. Mentre oltre Alpe questi non sono assolutamente i temi preminenti, si parla anzi di andare a ristorare ad esempio gli estirpi, quindi in una situazione di rischio epidemiologico si va a rimuovere, diciamo, il potenziale rischio, evitando di alimentarlo con dei rimpianti in zone già interessate. È chiaro che il potenziale deve essere ristorato, specie in una regione come il Veneto dove c'è una richiesta di prodotto, però la strategia è diversa su questo fronte. Questo è un esempio. La ricerca: in Francia abbiamo un progetto nazionale che si chiama Plan National de Dépérissement du Vignoble, buona parte del quale, stiamo parlando di circa 10 milioni di euro, destinato a flavescenza. In Italia abbiamo una frammentazione della ricerca, le regioni si muovono in maniera autonoma, in maniera magari anche virtuosa come il Veneto, ma in maniera autonoma, rischiando di andare a frammentare le risorse e quindi anche i temi stessi ridondanti tra una regione e l'altra. Cos'è che allora dobbiamo, l'OIV ha messo, diciamo, all'attenzione dei propri Stati membri, dobbiamo discutere? Una strategia poi a lungo termine, che si fonda innanzitutto sulla sinergia tra viticoltori, tra istituzioni, quindi servizi fitosanitari, agenzie deputate al controllo, eccetera, e gli organismi interprofessionali. Così vengono chiamati in Francia. Da noi abbiamo da un lato le associazioni di categoria e dall'altro i consorzi di tutela. Questo per far modo che quanto raccogliamo da questi eventi, quindi da investimenti della regione, poi vengano tradotti in comportamenti virtuosi, altrimenti ci troviamo da capo. Chiudo, poiché sarei interessato a rivolgere una domanda a Stefano Boncompagni, che è direttore
di quello che è considerato il servizio fitosanitario più virtuoso in Italia. Io ho avuto la fortuna di conoscervi durante il corso per l'ispettore e avete una struttura veramente ben organizzata e ad esempio oltre Alpe la Francia da diversi anni sta affrontando la questione delle fasce tampone non trattate. Ecco, qui si chiede di poter trattare i bordi, mentre stiamo discutendo di opzioni fuori legge, mentre ricordo a tutti che abbiamo un piano di azione nazionale che prevede il corretto uso dei mezzi tecnici per buona parte dei quali abbiamo delle prescrizioni di etichetta. Se veramente rispettassimo le prescrizioni di etichetta, specie anche in una provincia, penso alla provincia di Treviso, dove abbiamo diversi corpi idrici per effetto delle risorgive, eccetera, dovremo lasciare effettivamente, e speriamo, si spera che i viticoltori lo facciano, delle fasce di vigneto non trattate. Allora, per darvi qualche dato, la Francia ha già stimato che il 29% della SAU è interessata da queste zone di rispetto, agricoltura in generale. Parlando di viticoltura, zone viticole come l'Alsazia, si stima che il 5.000 ettari su 15.000 ettari, quindi il 33% della superficie abitata, dovrebbe essere interessata da fasce tampone non trattate. Da un punto di vista fitosanitario, noi stiamo adesso cercando di capire quelle che sono le altre specie suscettibili di conservare il potenziale effettivo, ma in realtà, se così fosse, il potenziale effettivo viene preservato dalle fasce tampone che lasciamo di rispetto. A Bordeaux si stima circa 3.000 ettari su 30.000 ettari di vigneto. Ecco, uno stimolo affinché questo argomento possa quindi prendere piede anche in Italia e ci si possa fare un ragionamento in risposta a quella che è il corretto uso dei prodotti fitosanitari e dall'altra parte anche le direttive per gli aspetti ambientali. Innanzitutto ringrazio nell'ultimo intervento che prendo la palla al balzo. Allora, per quanto concerne il decreto trattamento contro scafoidi di Titanus da viticoltore, a me interessa sapere se si continuerà a fare come gli altri anni, dove ti indicheranno una fascia di 4-5 giorni fissa, oppure se si magari andrà a vedere nel fare delle macro aree in base alle catture e alle trappole di fare un trattamento più specifico e più abbattente, perché l'anno scorso è successo nella nostra zona Conselvano, ad esempio, che siamo andati a trattare che non c'era alcun volo, cioè quindi abbiamo fatto il trattamento in anticipo. Questa cosa si potrebbe avere la collaborazione con, diciamo, con i tecnici delle cantine della zona, creare macro aree, con fare diciamo, dei bollettini di trattamento sulle macro aree per poter avere alto abbattimento, perché già abbiamo dei prodotti bassi, abbiamo già dei prodotti che sono poco efficaci, per tutta la buona volontà che ci mette, diciamo, il viticoltore perché sta tutelando il proprio investimento, se andiamo a fare sul momento sbagliato, cioè non abbiamo dei risultati. Questo è successo l'anno scorso, ma io ho fatto notare anche ai tecnici gli anni precedenti, perché purtroppo si vanno in base alle temperature e avversità climatiche, ci sono delle aree ben distinte. Ecco, grazie. Sì, grazie a lei. Prendo la parola direttamente io perché passiamo da un argomento comunque sia molto corposo come quello delle zone buffer che ha sollevato Enrico e che richiederebbe addirittura trattazione soprattutto per farle rispettare. Relativamente alla sua domanda, così come dicevo all'inizio, e tengo a mente la questione che mi hai posto anche da parte del pubblico a casa, c'è una domanda che riguarda appunto il decreto. Non voglio tenermela, la tenga in canna. Sì. Eccola qua, ce l'ho dentro. Solo che volevo cercare di chiudere praticamente l'argomento della giornata in modo tale che riusciamo a mantenere i tempi, anche perché adesso volevo dare, quindi rispondo dopo, però la metto dopo, se no usciamo dal tema. Allora, posso chiamare io? Dottor Toninato, Eno Gis e Luana Marcon, ex Tendavitis. Allora, intanto vi prego di venire da queste parti. Dunque,
abbiamo colto l'occasione, diciamo, approfittiamo dell'opportunità di vedervi davanti e di avere anche un pubblico nutrito anche a casa. Sono 112 persone, 112 ascoltatori, per fare il loro presente, ma fondamentalmente il pubblico dei tecnici, ma perché no, anche i viticoltori, che abbiamo realizzato, o meglio, non ha realizzato loro evidentemente, ma abbiamo commissionato la realizzazione di un'app che è uno strumento che stiamo utilizzando come Regione Veneto per il monitoraggio dello scafoide. Monitoraggio dello scafoide che abbiamo iniziato in un modo, diciamo, più organizzato lo scorso anno, attraverso l'utilizzo appunto di un'app che semplifica molto, diciamo, sia l'acquisizione che il trattamento dei dati stessi. L'abbiamo commissionata appunto alla ditta Enogis e è un'applicazione che è stata non solo sviluppata, testata e ulteriormente implementata di recente, funzionale, a nostro avviso, e Luana Marcon, che è uno dei tecnici, diciamo, che svolge questa attività di monitoraggio, poi ve lo potrà dire in quanto agronomo che opera sul campo, e abbiamo inteso mettere a disposizione questi soldi che sono stati spesi per la realizzazione dell'app a beneficio di chiunque. Cioè coloro che vogliono utilizzare l'app adesso ce l'avranno. Luca, a te la parola. No, buonasera a tutti. Brevemente, per dire perché siamo poi stati contattati dalla Regione. Perché oggi già gestiamo più o meno 150.000 ettari a vite in Italia, che è quasi un quarto della superficie italiana, e quindi abbiamo esperienza, diciamo, in campo viticolo. Lavoriamo specificatamente in Veneto con tante realtà e quindi riusciamo già oggi a coprire un sacco di realtà, ma soprattutto perché lavoriamo con dei consorzi, alcuni dei quali fanno anche i loro rilievi per la flavescenza, ad esempio il consorzio di OCG e il consorzio DOC a partire da quest'anno, sempre con i nostri sistemi, ma abbiamo già esperienza sia in provincia di Trento che in Bolzano dall'anno scorso per fare i monitoraggi della flavescenza con i nostri sistemi informatici da parte dei tecnici presenti. Già dall'anno scorso abbiamo iniziato anche col Servizio Fitosanitario Veneto a lavorare su questo tipo di monitoraggi. Fondamentalmente il sistema è raggiungibile via web a questo indirizzo, dove si entra con una username e una password. La username e la password, qua potete vedere c'è anche una app, se volete la potete scaricare sia Android che iOS, si raggiunge lo stesso indirizzo mettendo un'app in fondo e quindi si vedono questi QR code per lo scaricamento. Diciamo che ci sono due modalità di accesso. Una è per i tecnici incaricati dal servizio fitosanitario, che vedono un po' l'insieme dei dati, e poi una modalità d'accesso, chiamiamolo così, pubblico, dove ognuno può creare una propria utenza con crea account, c'è scritto, vi viene inserite i vostri dati, una mail, vi viene spedita una mail di validazione, a quel punto lì le credenziali sono attivate e potete entrare nel sistema. Qual è la differenza? Che i tecnici del servizio sanitario vedono un po' tutta la situazione, chi lo vuole usare di voi, diciamo come privato, come tecnico non collegato al servizio sanitario, vede solo i dati che ha inserito lui. C'è qualcuno che vede tutti? Il servizio fitosanitario. In questo momento l'obiettivo è di iniziare appunto a monitorare la presenza nel territorio, questo sia con questo che vi spiego oggi, in realtà anche la Regione Veneto con un progetto simile, collegato però con modalità di rilievo diverso, ha all'interno dello stesso sistema un altro metodo di monitoraggio. Metto qua così evito di girare la testa. No, guardo un po' in giro come sempre. Diciamo che quando uno entra vede queste quattro icone, quindi vede le schede mappa, si vedono sulla mappa dove sono state fatti dei rilievi, c'è la lista delle schede fatte dal singolo utente, o appunto nel caso del servizio fitosanitario da tutti, oppure creare una nuova scheda. Poi Luana vi spiegherà nel dettaglio come smanettare, diciamo così, sull'app, che è un po' l'esperienza dell'anno scorso. Diciamo che abbiamo già precaricato un'immagine che rappresenta tutti i vigneti del Veneto ottenuti da una rielaborazione di dati di Avepa, no, dell'ente pagatore regionale, e quindi con i vigneti già censiti in
qualche modo ogni colore rappresenta una varietà diversa, in questo caso qua. Ovviamente sono dati anonimizzati, nel senso che io non so di chi è il vigneto, poi posso scrivere nella descrizione del punto l'azienda se conosco, ma diciamo di default non lo so, e quindi posso andare a fare dei rilievi. Quando quindi mi trovo su un vigneto devo fare aggiungi, posizionare, si vede poco però lì c'è un puntino rosso a un certo punto, che col dito vado su e dico faccio un rilievo relativo a questo vigneto, e poi ci sono all'interno di questa scheda del vigneto, che io posso, se vado in modifica scheda vigneto, vado un po' a modificare il nome, aggiungere delle cose o quant'altro, ma ci sono 4 tipologie, diciamo, di rilievi oppure di dati da poter rilevare. Il primo è la parte sui rilievi delle fasi giovanili, delle ninfe, e quindi abbiamo digitalizzato quella scheda dell'Università di Torino. Modello sequenziale di Vabra, l'abbiamo praticamente modellizzato e cacciato dentro. Quindi qua uno inserirà i numeri, a un certo punto dirà blocca, vuol dire che hai raggiunto la significatività di rilievo, poi c'è indicare in modo percentuale l'età delle neanidi, perché questo è utile anche per i decreti di lotta obbligatoria, terza età mi sembra, giusto? Deve essere la maggioranza di terza età, e quindi si rileva così. La seconda scheda riguarda le trappole, quindi i rilievi sulle trappole, sono state preimpostate per ogni vigneto fino a 5 trappole possibili, 2 di bordo, 1 di centro ed eventualmente altre 2, dove quindi si possono evidenziare il numero di catture rispetto a questi tipi di vettori. Abbiamo parlato tutta la mattina, nel pomeriggio, quindi non sto a ripiegare, eppure una terza scheda che riguarda i trattamenti eseguiti. Quindi la prima cosa è indicare se il vigneto è bio o non bio, viene chiesto all'inizio, successivamente c'è un menu a tendina con i prodotti insetticidi che si possono utilizzare, una dose ed eventuali note. C'è anche in tutta l'app ovviamente la possibilità di raccogliere fotografie se uno volesse in qualche modo documentare la cosa. In più c'è l'ultima parte che riguarda diciamo, il rilievo delle piante malate sul singolo vigneto, quindi vengono identificati dei nomi da dare, c'è da geolocalizzare il primo filare per indicare anche la direzione in cui si sta andando, quindi il punto di inizio e il punto di fine, e poi vedrete dopo che è un sistema semplice per cui per ogni pianta si dice se la pianta è sana, se la pianta è affetta, se è capitozzata o altri sintomi. Ovviamente poi c'è un pannello di controllo in modo che il servizio sanitario possa valutare l'insieme di tutti i dati raccolti. Questi dati sono posizionati su WebGIS, questo WebGIS servirà anche al servizio per fare delle mappe dei bollettini che normalmente vengono emanati e quant'altro, quindi tutto raccolto all'interno del sistema. Contemporaneamente anche i consorzi di tutela del Prosecco Doc, del Prosecco di OCG stanno iniziando il loro sistema di monitoraggio anche della situazione per identificare le piante malate all'interno di un vigneto, ma per darne anche comunicazione agli agricoltori viene inviata automaticamente una mail agli agricoltori dicendo nel vigneto che è stato monitorato il giorno X abbiamo trovato 2 piante malate, ricordi che c'è l'obbligo del stirpo, se no pena pecuniarie piuttosto che blocco della produzione e quant'altro. Adesso se mi date un secondo, intanto che tu prepari, quello a cui si riferisce Luca Toninato in questo momento è esplicitamente quell'attività che sta svolgendo il Consorzio Vini Trentino, nel quale c'è un'azione diretta operativa in campo che prevede proprio l'eradicazione dei ceppi, quindi tecnici che escono in campo grazie a questa app e quindi a un supporto grafico, diciamo, di schedario sottostante, escono, valutano la presenza di piante ammalate e lasciano praticamente, acquisiscono attraverso l'app i riferimenti dell'appezzamento e c'è un sistema di utilità che manda una mail a casa del proprietario in modo tale che sappia che lui intanto è stato visto e quindi come tale deve adempiere a quanto gli tocca, a quanto è doveroso, nel senso cioè che le piante siamo tutti qua in area di eradicazione,
Anche tu, no? Giusto? Sì, per forza. Emilia Romagna l'abbiamo già vista, noi ve la mostro dopo. Paola che è in linea, ci sei ancora Paola? Anche lei lo è, perfetto, benissimo, per cui siamo tutti in fase di eradicazione, quindi le piante vanno estirpate se sintomatiche, punto, fine, non c'è altro da dire. Quindi tutte quelle che possono essere, diciamo, i benefici delle app in questo caso sono ben accolti e ci agevolano il lavoro, certamente lo agevolano a noi. Noi abbiamo praticamente 134 punti di rilievo, 11 tecnici rilevatori sul territorio regionale. Quest'anno ne avremo 150, tutto ciò vuol dire moltiplicato per 3 trappole per vigneto, moltiplicato per 8 cambi di trappole in una stagione, vuol dire una mole di dati. Ovviamente aggiungiamoci il rilievo delle neanidi, capite che c'è la necessità solo di avere la rapidità, ma anche dell'elaborazione in tempi rapidi, perché tutto questo lavoro qua serve per verificare in tempi ragionevoli, non in attesa di recuperarli del tecnico che poi manco, perso un po' di carta, di averli subito in modo tale da capire se le azioni che si stanno facendo, se i comunicati che si sono emessi hanno una non ricaduta. L'ultima cosa, poi lascio la parola a Luana, l'app funziona anche offline. Per dire che l'app funziona anche offline, spesso in vigneto c'è il problema di connettività e quindi funziona. Quando poi trova il dato di connessione. Buongiorno a tutti, io sono Marco Luana di Extenda Vitis, agrotecnico, non agronomo, ci devo specificare per il mio albo professionale. Ok. E facciamo allora, vedete tutti l'applicazione e proviamo a fare una nuova scheda, quindi come se io aprissi per la prima volta l'applicazione, vado in campo e devo fare il monitoraggio. Allora in questo caso io clicco su crea nuova scheda, in automatico posso anche segnare la posizione in cui io mi trovo con il simbolo in basso a destra e provo a dezoomare un attimo. Allora tutti diciamo quei rettangoli, insomma si vedono quei colori, ok, sono i vigneti, quindi io dall'applicazione direttamente vedo dove sono i vigneti. Ovviamente nel momento in cui io mi trovo su un vigneto basta che clicco appunto la posizione, quindi quel puntino nero lì, e mi trovo la posizione. Ora in questo caso non so esattamente dove sono, ma vado a caso quello che trovo. Clicco, vedete che è comparsa quella punta rossa, ok, vado a cliccare sopra questo vigneto, vado avanti e mi fa delle domande. Allora mi chiede, è una scheda ufficiale? Questo perché io sono entrato con un'utenza che può fare tutto fondamentalmente. Chi farà il rilievo chiedendo delle credenziali direttamente al sistema, questa domanda non la troverà perché sono rilievi non ufficiali, cioè non dei tecnici. Ok, perfetto. Allora in questo caso facciamo che mettiamo no. Andiamo avanti e chiede se il vigneto è a conduzione biologica o convenzionale. Mettiamo biologico o no, quindi convenzionale. In automatico ha preso, come vedete, che questo vigneto si trova a Legnaro ed è un Merlot. Noi possiamo andare a modificare, quindi modifica, e vedete ci sono altre informazioni. Possiamo dare un nome a questo vigneto, se so chi è il proprietario posso scrivere il nome, posso modificare anche la superficie in caso fosse sbagliata e posso aggiungere anche delle foto o delle note. Per spostarsi non serve andare, cioè non ci sono dei tasti avanti e indietro, basta che con il dito si va destra-sinistra, quindi proprio switch destra-sinistra e vado avanti e indietro. Allora, cosa posso fare? Vediamo la prima cosa che facciamo adesso in campo, ovvero il rilievo delle ninfe, quindi la densità che io ho in questo momento in campo. Nuovo, quindi schiaccio sul più, mi apre la pagina. Il metodo è quello di Vapra, come detto prima da Sergio, è stato messo in automatico, quindi è facile,
è comodo, è veloce, è intuitivo, quindi non ho più il problema di andare in vigneto col pezzo di carta, il blocco, che ogni volta devo stare lì a scrivere e controllare quando effettivamente io mi devo fermare. Quindi se conoscete il metodo capite bene che avendo sotto mano un telefono preimpostato è molto più veloce e comodo. In automatico mette la data odierna, in caso si può anche modificare. E cosa vediamo? Allora, rilievo sequenziale, qui i quadratini grigi sono il numero di neanidi, quindi praticamente quando io arrivo in un campo prendo la prima pianta, quindi poi il 1 è riferito alla pianta numero 1, ok? E giro le foglie, quindi giro le 5 foglie e conto quanti insetti trovo. Facciamo finta che non ne ho trovato neanche uno, quindi 0. Clicco su prossima pianta, mi va avanti in automatico, vedete, pianta numero 2, arrivo alla pianta numero 2, faccio la stessa cosa, giro le mie 5 foglie, ne ho trovati 3, più 2, più 1, controllo che ci sia, ok, vedete che ha fatto la somma, perfetto, vado avanti ancora, no, ok, perfetto, ok, arrivo all'altra pianta, metto che ne ho trovati 9, ok, clicco più 10, posso tornare indietro, quindi con il tasto arancione più meno clicco, mi cambia, quindi posso tornare indietro, faccio meno 1, ecco che sono a 9, perfetto, riclicco, torno indietro. Se ho sbagliato posso anche cancellare la riga con il cestino, ok? Quindi clicco il cestino, mi cancella completamente l'ultima pianta fatta. Ora, per stare più veloci, facciamo che c'è una quantità industriale di insetti, ok? Quindi ne metto 30, prossima pianta, ne metto altri, vediamo 20, ok? Andiamo avanti ancora. Ecco, ad un certo punto cambia. Non c'è più scritto prossima pianta, ma c'è il tasto verde con scritto ok. Cosa significa? Significa che io ho raggiunto lo stop, ho raggiunto la mia densità e me la calcolo in automatico. In questo caso, in questo vignetto, io ho controllato le 5 piante, ho trovato 53 insetti, quindi significa che ho una densità di 9,78 in questo vignetto, quindi in automatico mi fermo. Dopo, sotto, posso andare a inserire la percentuale delle età che io ho trovato, lo devo fare io a mano. Metto che ho trovato un 50% di prima età, un 30%, adesso ovviamente sono numeri a caso, ma va bene così. Ovviamente devo fare la somma, cioè devo arrivare a 100 perché mi dia l'ok, giustamente. Posso anche in questo caso aggiungere delle foto, salvo. Io ho salvato il mio rilievo. Torno indietro sempre col dito destra e sinistra, posso andarlo a rivedere con il tasto quello di destra, se ci clicco sopra rivedo tutto, ok? E questo diciamo che è il metodo per il metodo sequenziale per le ninfe. Ovviamente posso farne più di uno, ne faccio uno ovviamente più e te ne crea uno nuovo, quindi secondo me è molto utile, molto comodo. Per quanto riguarda i rilievi degli adulti invece è un po' più semplice, quindi in questo caso io ho le trappole in campo, quindi sono io che vado a contare effettivamente gli insetti che ho nelle trappole, semplicemente riporto il numero che io ho contato. Abbiamo messo come insetti, diciamo, di conta, di rilievo, lo Scaphodeus titanus ovviamente, e sono stati aggiunti anche quei vettori che abbiamo detto prima, okay, occasionali, chiamiamoli così, in particolare l'Orientus e la Dictyophora. In più abbiamo messo anche la Hyalestes, che è il vettore del legno nero, che quindi comunque si trova e quindi è importante verificare anche questo nelle trappole. Ovviamente qui sono indicate le 3 classiche che monitoriamo come regione, che sono disposte 2 ai bordi e una al centro, però poi ce ne sono anche altre, insomma,
se uno ha anche più trappole ha un numero superiore. Quindi mettiamo, allora anche qui la data è in automatico quella odierna, posso aggiungere il periodo, quindi nel momento in cui io inizio il periodo di rilievo all'inizio di luglio, ogni 15 giorni che faccio il cambio io posso inserire questo è il primo cambio, il secondo cambio, il terzo cambio. In questo caso mettiamo il primo, ok, semplicemente io vado a modificare il dato inserendo il numero di insetti che ho trovato, quindi è molto semplice. Posso anche lasciare il 000, salva, e io ho fatto il mio rilievo degli adulti. Sì. La trappola, siccome è l'auto che verrà usata da tutti i tecnici, qual è la dimensione della trappola? Quella ufficiale era il 25-40, quella intera, diciamo. Grazie. Ok. C'è la possibilità, se io sono il tecnico di un'azienda che appunto gli faccio tutti i monitoraggi, ma sono interessato anche a inserire i trattamenti insetticidi, posso farlo. Quindi registro dei trattamenti, i prodotti sono già inseriti da sistema, quindi come Energy da tutti i prodotti, ci sono tutti i prodotti, quindi non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista, dovrebbero esserci tutti. Ok, posso fare la ricerca. Se manca uno, ditecelo. Cavolino. Esatto. Il nome commerciale, ci sono i nomi commerciali in teoria dentro. Ecco, ho preso il primo così a caso. Perfetto, ci sono tutti. Posso appunto inserire poi il dosaggio che è stato fatto e qualsiasi nota del caso. L'ultimo, che io vorrei spiegarlo lo stesso, è i rilievi della flavescenza. Serve soprattutto a noi che facciamo le mappature dei vigneti. Molto velocemente, quando io faccio più, quindi faccio un rilievo nuovo, queste voci che vedete servono per dare un'indicazione di ricordo anche per gli anni successivi, ovvero per esempio il blocco, facciamo su un vigneto ci sono 3 blocchi di rilievo, quindi metto blocco 1, ma questo blocco 1 dov'è? È a nord, a sud, a est, dov'è nel vigneto, e quindi gli do un orientamento. Metto che è a nord. Come meccanismo conteggio posso scrivere anche per intero, cioè posso scrivere, vicino strada, dalla parte del fosso, cioè posso scrivere più cose per dare al tecnico un'indicazione. La cosa che vi faceva vedere prima, che è nuova di quest'anno e molto interessante, è appunto quello del referenziare il primo filare, quindi mi fa vedere di nuovo la mia mappa e posso andare proprio a selezionare il primo filare da qui. Ah sì, esatto. Possiamo togliere layer vigneti. Ok. In modo che vedo. Ok, è andato via, esatto, il giallo che c'era sopra, lo posso modificare. Dicevamo, posso dare l'indicazione, quindi io sono partita da vicino a questa casa e ho fatto il rilievo verso nord probabilmente. Ok, poi e salvo, benissimo. Io ho salvato il blocco di rilievo. Aspetta che forse non c'entra niente. Ok, vado su rilievi flavescenza di nuovo, elenco, vedete che ho creato il mio blocco. Quando ci clicco dentro vado a selezionare i filari, cioè solitamente un blocco di piante che sono 200 piante, prendo 4 filari per 100 piante, una roba così. Ok, perfetto. Clicco più e ho questa pagina. I simboli adesso che vi spiego indicano proprio in che stato è la pianta. Quindi io 1 è la mia pianta, ok, sono sulla pianta numero 1 e io devo selezionare se S sana, ok? GY sta per giallume, quindi una pianta che è sintomatica. M sta per morta / mancante, può anche essere che non ci sia. B è la barbatella e il GYC sta per capitozzato ma magari sintomatico, quindi potrebbe che i polloni, è stata tagliata l'anno precedente, non è più stata estirpata, male, però può esserci. Quindi io in base a questo do l'indicazione. Quando io clicco, in automatico mi apre sopra la seconda pianta.
quindi io vado a selezionare, la riga è sempre quella, la prima, che è nuova. È più comodo perché così non serve che andare, adesso io vado su, così vi faccio vedere, ok? Non serve che vado su e giù per trovare l'ultima pianta, ma ce l'ho sempre all'inizio, quindi poi io avrò praticamente un filare che io ho selezionato con la situazione effettiva e vado a salvare anche questo. Ovviamente posso fare più filari, più blocchi e posso praticamente mappare tutto il vigneto se uno volesse farlo. Ecco. Queste sono le funzioni principali e interessanti sono anche le indicazioni stradali, nel senso che nel momento in cui ho geolocalizzato posso anche dirgli indicazioni e mi porta sul vigneto, quindi è perfetto. Scusate, per cancellare l'ultima pianta se è stata inserita sbagliata? Allora, nell'ultima scheda no, adesso forse fare una modifica, basta non selezionare. Allora, ripeto col microfono, perché nell'ultima modifica non è stata aggiunta, adesso vediamo se si può aggiungere, comunque in caso la pianta che vedete, la 15 è fatta, la 16 la vedete ma non è fatta, ok, non è registrata, quindi nel momento in cui è tutto grigio significa che io non ho inserito il dato. Ok. Se per caso dovesse succedere che si blocca il telefono, qualsiasi cosa che succeda, non perdiamo il dato, si salva, da ogni tot si salva in automatico circa, meglio se lo spieghi tu questo. Se si chiude l'app per 1000 motivi e poi la riavvio, sì, esatto, ok. Oppure non ho fatto salva, non sono dimenticato, qualcosa può sempre succedere. La prima cosa che mi chiede è: cancello le cose con memoria o le tengo? Ok, quindi continuo e lui mi riparte dall'ultima schermata che avevo fino a dove l'avevo compilata. Poi quando l'ho fatto, è tenuto e a memoria sono a posto. Non so se puoi passare il microfono. Scusate. Solo la cortesia per quelli che stanno collegati online. No, perché siccome può succedere che col dito si sbaglia un attimo il pulsante e magari segno B invece è GYC, magari sono alla 158esima pianta e se faccio un errore invece di cancellare solo quella lì, cosa devo fare? Cancellare tutto il rilievo? Perché dopo mi porto avanti un errore anche sulle successive magari Allora, sarebbe interessante perché è sorto oggi questo problema, vediamo se riusciamo ad affrontarlo. Penso di sì. come per le piante per il rilievo giovanile, il cestino, cancello l'ultimo record, posso rifare. Ecco l'utilizzo, il cestino l'anno scorso non c'era in una prima versione, ovviamente dopo l'utilizzo ci hanno detto sarebbe utile averlo. Sì, ma anche in questo caso sì, qua, sì. secondo me, più anzi che nelle neanche perché. Certo. Grazie. Me ha citato Chiedono, scusate, il QR code per scaricare la versione del attuale. C'è un'altra applicazione, non c'entra niente, anzi l'utilizzo di questa app è limitata al territorio della regione Veneto. No, la possono usare ma non c'hanno vigneti, non c'hanno niente. La mia domanda era questa. A me è capitato di usare la versione cartacea e dopo 100 piante non arrivavo ancora allo stop, per cui mi sono stufato e ho detto basta. Se la mando così, ecco, c'è questa modalità e la scheda si annulla. No, deve arrivare all'ok per poter fare il salto. Ecco, No, l'ok si mi salva sono lo occupato a stesso. 100 piante. Sì, si salva lo stesso, puoi salvare lo stesso. E so di aver mandato la scheda a 6 e ho detto guarda, 100 sono arrivato, oltre basta. Sì, è capitato anche l'anno scorso, soprattutto dopo il secondo trattamento che hai fatto il rilievo, che fai fatica mai a trovarne, per fortuna, oserei dire, ovviamente da arrivi a 100-150 e ti fermi. Sono fermato prima. Sì, sì, e salvi, puoi salvare, assolutamente. Bene, allora
spero che la cosa possa essere ritenuta utile per tutti. Chiaramente qual è il beneficio per la Regione? Poter acquisire in modo anonimo, insomma c'è un punto georeferenziato, quindi un anonimo per certi versi ovviamente, però ci dà modo anche di allargare il giro del monitoraggio. Lo facciamo solo ed esclusivamente a fini di studio, non sono collegati a controlli o altro, assolutamente no. La nostra attività di monitoraggio sui 184 punti 2022 e 150 2023, sì, 2023, diciamo andare avanti con gli anni, è relativa esclusivamente a un motivo di acquisizione di dati che ci consentono di capire come si sta muovendo il territorio, migliorare anche da un punto di vista della comunicazione se vediamo che effettivamente i nostri messaggi magari vengono poco applicati. Quindi chi vuole utilizzare l'app lo faccia tranquillamente, non c'è alcun tipo di fine secondario. Tra l'altro c'è anche la questione che i dati di ogni singolo tecnico sono per conto proprio, cioè l'unico che può vederli, non toccarli, sono quelli del servizio fitosanitario, cioè nel caso specifico l'ufficio, basta. Non c'è un collega che magari in competizione, insomma tutte queste cose che capite benissimo, insomma dice ma io rivedo dove sono, ecco non va bene, c'è la privacy da questo punto di vista, quindi ogni tecnico sa il suo e le sue aziende. No? Giusto e corretto? Ho sottolineato? Bene, almeno così l'abbiamo impostata. Ci sono altre domande relativamente alla questione? Sì, sono qua, mi sono preparato nel frattempo. Allora, scusate se ho tenuto a fondo, ma il tema della giornata è un altro evidentemente, quindi volevamo portare a giusto compimento, insomma, ecco, siamo, mi pare, anche corretti anche con i tempi, no? Li abbiamo anche rispettati. Dunque, allora prendo il giro un attimino più largo perché così approfitto e d'altronde è più che logico che a un decreto che è uscito da 2 giorni come dire, richieda 2 parole. Non che ve lo sto qua a leggere, ve lo leggete con comodo, adesso viene anche pubblicato, credo sia stato inserito stamattina nel sito, però metto in risalto solo le cose diciamo più evidenti e più eclatanti. Questo è il decreto numero 47 del 26 maggio, quindi venerdì. Noi abbiamo recepito all'interno del decreto di quest'anno, che è un po' diverso di impianto, ma soprattutto tiene in considerazione quelle che sono le normative di cui abbiamo discusso anche a livello di tavolo nazionale. L'ordinanza l'ordinanza del Ministero del Servizio Fitosanitario Centrale che demanda di fatto che va a sostituire il vecchio decreto del 2000 è ormai pronto, non so quando uscirà, Stefano ha notizie in proposito, ma insomma a breve diciamo. Allora c'era il dubbio ed è per questo che abbiamo ritardato con il decreto regionale, se partire con le disposizioni nazionali precedenti del 2000 e far finta di niente, quindi proseguire con il sistema precedente, oppure se tener conto dei suggerimenti della ordinanza in via di arrivo. Abbiamo scelto questa strada. Quindi abbiamo riportato all'interno dei riferimenti che in precedenza non c'erano. Qui si parla di un territorio regionale, tutta la superficie definita come area delimitata, quindi c'è una determinazione, diciamo, una definizione dell'area, appunto area delimitata in eradicazione da flavescenza dorata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 2031. E, visto che l'ho qui presente, ve la mostro, questa è la regione così come la intendiamo ai fini della flavescenza, un corpo centrale molto ampio, d'altronde sappiamo tutti che il Veneto e vigne ci sono praticamente ovunque, tranne diciamo la parte che vediamo in marrone, giusto? In
marrone, eccola qua, questa qua sotto, quindi tutta l'area montana di fatto dove vigna oggettivamente non ce n'è, e anche nella parte diciamo che si rivolge sul lago, sì, sul mare, e la parte più inferiore diciamo della regione. Stefano, non abbiamo punti di contatto qua, quindi fa segno così, è tutto contento, perfetto. Stiamo parlando tra servizi fitosanitari, ci capiamo al volo, perché quando abbiamo contaminazioni non che ci guardiamo in cagnesco, ma insomma ci sono dei problemi reciproci, insomma, ecco, quindi nei confronti dell'Emilia Romagna non ce ne abbiamo, ce l'abbiamo semmai con la Lombardia, con queste zone, e con il Friuli Venezia Giulia, perché è un tutt'uno di fatto. Per cui questa è una delle, diciamo, delle introduzioni più significative, una diversa delimitazione del territorio, con questa che vedete in questo colore, insomma, questo qua in mezzo, che viene definita zona infestata. È insomma, un termine che non sarebbe tanto bello a dire, sarebbe meglio zona infetta, è infestata, definito così da regolamento, quindi non è un errore diciamo grammaticale. Allora, questo è tutto il territorio, abbraccia praticamente gran parte del territorio veneto, e poi tutto quello che sta attorno l'abbiamo lasciato come zona cuscinetto. Stop. Detto questo, abbiamo fatto anche una lista di allegati, non ve li mostro, ma ci sono citati tutti i comuni all'interno dell'allegato 2 e dell'allegato 3, e fondamentalmente a livello di misure non abbiamo fatto altro che riprendere in mano quello che già nel 2022 avevamo fatto in un'area più ristretta. Ricordate, c'era la provincia di Vicenza, tutta la provincia di Treviso, c'era l'area del Soave, c'era la zona del Piave, dell'Ison Pro Maggiore, c'erano altre aree minori. Adesso basta questo discorso, lì entra la zona infestata, così come abbiamo detto, e quello che era previsto lo scorso anno, 2 trattamenti obbligatori, tali sono anche quest'anno. Questo per quanto riguarda la lotta convenzionale integrata, 3 trattamenti per quanto riguarda il bio. Abbiamo le misure previste per quanto riguarda il settore vivaistico, naturalmente sono i 3 trattamenti, ma lasciamo stare questo argomento. Ci sono degli espliciti richiami alle superfici con viti inselvatichite o ex vitate. Prima, quando il professor Mori vi ha risposto a una domanda che arriva, diceva come gestire le aree esterne. Ecco, allora, al di là adesso di rimanere nel legale, primo, seconda cosa, non è comunque un'opzione, si tratta diventa una roba obbligatoria, è un impegno vero e proprio quello di estirpare le viti inselvatichite, o appunto, diciamo, non solo gli inselvatichiti intesi come semi, piante che arrivano da semi, ma anche quelle che sono state capitozzate a livello suolo e che poi continuano a ricacciare. Quindi, diciamo, selvatiche e inselvatichite appunto. È un obbligo sradicarle evidentemente dove la cosa è possibile. Logico che in pendenze, in pendii o scarpate, la cosa evidentemente deve essere gestita in un modo diverso. Sappiate che all'interno del provvedimento abbiamo anche inquadrato non solo gli appezzamenti intesi come superfici ex vitate, quindi ambito agricolo, ma anche quello che riguarda la superficie extra agricola, quindi le scarpate delle autostrade, massicciate ferroviarie e quant'altro, sono incluse. Chiaro che con quegli enti, con i gestori di quelle reti, sono totalmente discorsi diversi da dover fare. È impensabile andare a eradicare le viti selvatiche sulle massicciate delle ferrovie, chiaramente, no? Allora, gli impegni sono esattamente gli stessi. Quello che sottolineo ad evidenza e lo porto a conoscenza di tecnici, perché non credevo, ma mi sono dovuto ricredere facendo un certo numero di incontri zonali, diciamo, durante questa fine inverno e inizio primavera, dove appunto si era messa in discussione il fatto che i trattamenti venissero fatti sulle vigne di primo anno. Sembrava quasi una cosa che non si dovesse fare. Non so dove mai si è, diciamo, divulgata una informazione di questo genere, e chi ha maggior ragione sulle vigne giovani, a maggior ragione bisogna difenderle. Non sono
piante che non corrono rischi, quindi ovviamente i trattamenti sono obbligatori sui vigneti con piante anche al primo anno, a partire da quelle. I periodi di riferimento per la loro esecuzione sono vincolanti, quello che cambiamo rispetto allo scorso anno è la definizione dei periodi, la stabiliremo noi, emetteremo attraverso i bollettini dei periodi finestra fissi che devono essere rispettati. Questo perché? Non perché non ci fidiamo dei validissimi tecnici che abbiamo in Veneto, ma più che altro perché correlate e attaccati a questi ci sono dei controlli che vengono, che sono anche, diciamo così, impattanti da un punto di vista anche economico. Non mi riferisco solo ed esclusivamente a quelle che sono le misure fitosanitarie, le sanzioni fitosanitarie da 1.000 a 6.000 euro, ma bensì quella che è la possibilità di accedere alla premialità OCM, che ha impatti ben diversi, come possiamo facilmente immaginare, sia in termini di ristrutturazione viticola, sia in termini di benefici per attrezzature enoiche, enologiche, eccetera. Quindi, a fronte di questa necessità, le finestre e i periodi li stabiliamo noi. Ovviamente li comunichiamo attraverso i bollettini di difesa integrata. Dei trattamenti ve l'ho appena detto, quindi passiamo oltre. Allora, vi invito solamente all'attenzione poi le sostanze attive insetticidi impiegabili, punto 6, per i trattamenti obbligatori, sono tutte quelle ammesse contro l'avversità Scaphoideus titanus nella scheda BIT delle linee tecniche di difesa integrata, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Veneto. Questo periodo, questo articolo, trova un'integrazione nel successivo. Ci siamo accorti appunto di un errore che era presente, il numero 48 riporta ad integrazione questo aspetto qua. I prodotti formulati, vabbè, cavo via sta roba perché sennò non si legge, i prodotti formulati, riferito a quanto ho detto prima, che contengono quelle sostanze attive presenti all'interno delle linee tecniche, devono essere registrati per l'impiego contro Scaphoideus titanus o contro le cicaline in genere. Questo perché si era creato qualche problemino. Oltre alle sostanze insetticide è ammesso l'impiego del caolino, che come è noto è un corroborante non insetticida. Ritorno al decreto per evidenziare che cosa? La parte delle sanzioni. A questo punto, questo in qualche modo l'ho appena detto. Allora, l'inosservanza delle misure di contenimento è perseguita, tralascio le misure fitosanitarie da 1.000 a 6.000 che appunto ho appena detto, con la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni, con la limitazione della potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate fino all'adempimento delle prescrizioni. Quindi la parcella praticamente rimane bloccata, non si può rivendicare la produzione. Sono misure energiche forti, lo sappiamo, le abbiamo messe giù nel 2022, noto che comunque sia, proprio perché sono misure abbastanza energiche, sono anche rispettate, almeno nella stragrande maggioranza dei casi sono rispettate. Ci sono inevitabilmente le situazioni più ostiche. Il direttore prima vi ha detto che attualmente abbiamo una trentina di situazioni che devono essere risolte con i metodi un po' più rigidi ancora. Non basta evidentemente effettuare il blocco del fascicolo in questo caso qua. Ecco il motivo per cui c'è il punto 12. A fronte di omissione anche parziale delle disposizioni emanate con ordinanza e relativa estirpazione di relativa all'estirpazione di interi appezzamenti vitati, il medesimo ufficio, cioè il servizio fitosanitario, può procedere all'attuazione delle stesse in via sostitutiva, quindi misure coatte, è all'interno del decreto. Questo è quanto. Allora, vengo alle questioni che mi sono state chieste, che sono arrivate sia via chat, diciamo, che anche la domanda del signore relativamente a come si intende procedere. Finora non abbiamo dato indicazioni per il semplice motivo che siamo in attesa di avere gli elementi per poterli dare. Alla fine di questo incontro abbiamo tutti i referenti tecnici, un'occasione giusta, perfetta, qui in sala, quindi ci incontreremo per stabilire se è arrivato il momento. Vi posso già dire che non è questo ancora il momento, perché so già da loro che quello che abbiamo trovato fino a questo momento
è qualche individuo di prima età, quindi si sta muovendo attualmente la popolazione, ma non siamo ancora in una fase di intervento, abbiamo ancora tempo. Inoltre ci sono degli altri sviluppi che vedono delle molecole in divenire, nel senso che stiamo attendendo che escano. Parlo del sulfoxaflor e forse anche del clorpirifos. Notizie che non sono in nessun modo confermate in questo momento, non c'è niente di ufficiale, per cui onde evitare, ed è la nostra prima missione, evitare di fare confusione tra gli operatori, cerchiamo di attendere ancora un giorno o due prima di dare una comunicazione. Questo documento che vi mostro qui, per riassumere in sostanza quelle che sono le indicazioni sulle sostanze attive che andremo a indicare in Veneto e sulle finestre, che la prima finestra quantomeno che andremo a indicare nel bollettino di o giovedì o venerdì, sulla base delle informazioni che devono arrivare dal Ministero della Salute. Dunque, vengo alla parte delle sostanze attive, che è quella più... Allora, questo comunicato qua lo allegherò al bollettino prossimo. Sulla vescenza dorata e lotta obbligatoria in Veneto, guida pratica. Questo, questo testo verrà anche tradotto in un PDF, in una forma grafica, e andrà a sostituire quel depliant, quel volantino che abbiamo realizzato lo scorso anno, che si chiamava SOS Flavescenza, non so se avete presente. Dunque, qua richiamiamo le cose fondamentali, in buona sostanza, il cosa fare. Quindi, operativamente parlando, dall'eliminazione delle piante sintomatiche in vigneto, l'eliminazione delle piante di viti abbandonate, selvatiche o inselvatichite, combattere l'insetto che trasmette le malattie. Tutta una serie di notizie, diciamo, che da tecnici insomma sono scontate, ma è sempre opportuno metterle in bella evidenza in preparazione del trattamento, dopo il trattamento, durante il trattamento, sostanze impiegabili. Allora, noi abbiamo deciso, come abbiamo scritto sul decreto, che le sostanze ammesse, cioè quelle che si possono impiegare e che quindi rispettano il decreto di lotta obbligatoria, sto parlando dei trattamenti obbligatori, sono tutte quelle che sono riportate all'università. Quindi queste, per la difesa convenzionale integrata, acetamiprida, epinatrina, fintato che c'è, detametrina, etofenprox, flupirafurone, lambda-celotrina, tauflubalinate. Difesa biologica, azadirachtina, boveria, olio essenziale di arancio, piretrine, sali potassici. Tra i corroboranti, impiegabili dove uno vuole, quindi non solo in integrata o biologica, chiaramente trova maggior sostegno e maggiore forza, diciamo, di essere impiegata nella biologica, è il caolino. Queste sono le sostanze ammesse dunque, e queste sono però le raccomandate. Cioè, in buona sostanza, voi avete ben presente quello che è stato realizzato, abbiamo il professor Duso, il professor Mori, che hanno coordinato le prove, oltre che coordinate anche eseguite fisicamente, le prove di contenimento dello Scaphoideus titanus lo scorso anno, hanno dato dei risultati, intendiamo utilizzare quei risultati per dare dei consigli, anzi, più che dei consigli, delle raccomandazioni. Una faccenda è avere un prodotto che è registrato contro la cicarina, altra questione è capire che ci sono dei prodotti che funzionano meglio di altri e intendiamo in questa fase di emergenza riuscire a mettere anche in evidenza. Questo uscirà, ripeto, nella guida pratica che allegherò al bollettino. Quindi consigliamo nelle situazioni quindi della zona infestata a 2 trattamenti obbligatori. Per il primo trattamento acetamipride e flupirafurone, sistemici quindi, e eventualmente qua, se viene in tempo, se c'è il sulfoxaflor e ottiene l'uso di emergenza, ci sarà anche quello, e quello sarà il momento in cui potrà essere utilizzato. Il secondo trattamento solo con piretroidi, crinatrina, deltametrina, tofenprox e via dicendo. Non sto a descrivere per la zona cuscinetto perché, come avete capito, la zona cuscinetto è una zona che non ha vigne, quindi boh. Difesa biologica, zona infestata. Allora, primo trattamento azadirachtina, boveria bassiana, caolino. Secondo trattamento e terzo trattamento, piretrine. Questa è l'impostazione condivisa che abbiamo realizzato con il nostro coordinamento scientifico. Professor Mori, professor Duso e Elisa Angelini. Okay? Questo è, diciamo, il quanto.
Quando parliamo di piretrine dobbiamo anche dire, soprattutto diciamo così per quanto riguarda le piretrine, che una cosa che è stata testata lo scorso anno è che nel caso di questi prodotti che sono foto e termolabili, un vantaggio non secondario arriva anche dall'aggiunta dei bagnanti. Nel caso specifico lo scorso anno era stato utilizzato il sorbitan monooleato e tossilato in sostanza Imago e effettivamente delle differenze erano apprezzabili in questo senso. E riporteremo anche 2 indicazioni relative alle sostanze registrate come PFNPE per coloro che non sono patentati, che non hanno quindi il certificato di abilitazione d'acquisto. Ecco, queste sono le indicazioni. Relativamente alla sua osservazione di prima, cioè a dire, se ricordo bene, perché non si può cercare di fare un'azione di monitoraggio e quindi un avviso di zona? Una macro area. Allora, più che di macro area, noi stiamo ragionando a livello di regione che più macro area di così non si può. Adesso stiamo andando però per passi. Lo scorso anno avevamo in valutazione 5 punti di rilievo della fenologia, quest'anno ne avremo 10. Quindi cerchiamo di, in attesa che ci sia una qualche magari software house che si metta e si impegni a realizzare un modello diciamo di sviluppo dello Staphylococcus titanus e quindi ci rende un po' la vita anche più facile. In ogni caso, con questi punti che stiamo cercando di individuare in diverse situazioni geografiche del territorio regionale, cerchiamo appunto di andare a prendere in esame quote, soprattutto quote, quindi altimetrie e situazioni differenziate di pianura, di fondovalle, eccetera, in modo tale da riuscire ad avere un lasco, un periodo, diciamo così, in cui c'è l'inizio, diciamo, delle comparse nella situazione più anticipata, più calda, verosimilmente, e quella più ritardata nella posizione idealmente più alta. Questo è quello che cerchiamo di fare quest'anno. Chiaramente cercheremo di tenere, proprio perché daremo le indicazioni di rispetto delle finestre, daremo una finestra un attimino più larga del solito, proprio per non sfasare, ma la cosa, in attesa di avere dati di zona, dobbiamo farla a livello di intero territorio, quindi cercheremo di tenerla un po' ampia. Dopodiché, appena riusciremo ad avere degli elementi che ci consentono di scendere sulle macro zone, ben venga, quando gli elementi ci sono e possiamo farli con ragione di causa, sempre disposti e disponibili. Ho risposto alla sua? Diciamo, nelle zone si possono usare le finestre e quindi c'è meno facilità che trattando il mio vigneto si spostano le vigneti vicino e quello del vigneto vicino lo va a trattare dopo 4 giorni e vengono di nuovo finito. Allora, colgo l'occasione della sua sollecitazione perché fa riferimento però a una cosa che è diversa. Quando noi parliamo di trattamenti obbligatori ci orientiamo sulle forme giovanili. Le forme giovanili non hanno ali, quindi non si spostano. Il trattamento combinato ristretto riguarda l'intervento sugli adulti, cioè quando abbiamo insetti che si spostano. Allora, sugli insetti degli adulti andremo a raccomandare probabilmente, e comunque sia in base a quello che sono i rilievi che verranno fatti, 150 punti non sono mica pochi, credete, sono un buon spaccato di quello che è il territorio, quindi a questo punto sulla base degli elementi che ricaveremo andremo anche eventualmente a indicare una attenzione, una raccomandazione sugli adulti. Però, ecco, lì la questione sugli adulti non ci siamo proprio orientati noi, il trattamento sugli adulti dovrebbe andare solo e tanto in quanto ognuno si fa il suo monitoraggio con le sue trappole, perché quelle le può vedere senza tante difficoltà. Nelle anidi è un po' più complicato chiaramente e quindi dobbiamo dare delle misure valide per tutti, ma sugli adulti la cosa è diversa. Una domanda. Si parlava a livello del decreto, le sanzioni sono di fatto una sospensione delle provvidenze legate all'OCM, a finanziamenti e contributi vari, fino a adempimento dell'obbligo. Cosa vuol dire? Che se lo tratta in agosto adempie l'obbligo e quindi ritorna... No, allora posso dire io 2 cose.
Allora, c'è scritto sull'ordinanza, abbiamo mutuato un po' quello che c'è scritto nell'ordinanza a livello nazionale, dopodiché la questione è un po' più articolata. Innanzitutto i bandi OCM hanno già preso una propria linea, qui noi non siamo entrati in argomento, ma la linea verrà ripresa a livello di bando OCM e quindi da quel che abbiamo stabilito sarà in linea con quello che è. Cosa significa? Lì si va sull'ammissibilità iniziale, quindi in fase istruttoria iniziale verranno fatte le verifiche sui registri di trattamenti, 1, 2, se uno ha delle questioni sospese, quindi vuol dire sanzioni che non ha pagato, ordinanze a cui non ha interpretato, eccetera, è escluso a priori, perché cominciamo ad inanellarne ed accumularne diverse, troppe. Quindi questa è la questione per quanto riguarda l'OCM. Dopodiché, a parte questo, l'altro provvedimento sarà appunto il blocco delle superfici che sono oggetto di ordinanza, di sospensione, eccetera, eccetera, che non potranno consegnare appunto l'uva, cosa che è stata già fatta. Se tratta di agosto, consegna l'uva a settembre o no? Allora, i periodi di trattamento obbligatorio, se non ricordo male, si fermano molto prima rispetto al mese di agosto. L'anno scorso abbiamo fatto in tempo quei salti mortali a far sì che quelli che erano oggetto di ordinanza di estirpo, per questi si è riusciti a fare una verifica prevendemmia celere per poter sbloccare in caso di rispetto dell'ordinanza, cioè di taglio quantomeno, quindi delle piante. Non serve fare l'estirpo, basta fare la capitozzatura in fase interlocutoria, poi l'estirpo deve essere fatto entro il 31 marzo con le regole di quest'anno. Quindi io mi rendo conto che con la numerosità delle segnalazioni che probabilmente arriveranno quest'anno sarà un'impresa ardua, ma forse anche di più. L'idea è quella, poi si spera di poter dargli un seguito in sostanza. E io direi che un secondo, no, da Tarso a Jesolo ci sono 15 giorni di differenza di chiusura uova. Se all'interno di un'azienda c'è un tecnico che riconoscere di poter intervenire in una data diversa da quello che dice il bollettino, non lo può fare. Allora, sui 15 giorni io non entro in merito perché non sono le prime armi per cui rimando eventualmente poi ai tecnici. Il problema qual è? Come ha detto Sergio prima, cercheremo di stabilire delle finestre inerenti all'obbligatorietà tali per cui possano ricadere dentro tutti. Quello che abbiamo rilevato l'anno scorso dai controlli, o che hanno rilevato i nostri colleghi, che poi noi abbiamo preso atto a posteriori, è che gli scostamenti purtroppo sono ben superiori ai 10 giorni a volte. Trovavamo trattamenti non fatti spesso, volentieri, oppure fatti completamente fuori fase. Leggendoci poi le controdeduzioni, questo lo dico io così a cuor leggero, la percezione che ho avuto è che l'intendimento che la gente aveva era quello che il trattamento andasse fatto contro gli adulti, cosa che forse Sergio mi pare che ha detto e ha rimarcato più volte. L'oggetto e il momento fondamentale in cui andare a fare i trattamenti sono la fase in cui sono presenti le neanidi di seconda e terza età, adesso a seconda che sia biologico o meno. Quindi le fasi in cui va fatto il trattamento e in cui ci si raccomanda e che saranno oggetto di verifica sono quelle fasi là. Poi ripeto, per quanto riguarda gli scostamenti siamo consapevoli, stiamo cercando di attrezzarci, nel frattempo cercheremo di tenere un cuscinetto tale per cui di non andare a fare danni dove non è necessario. Detto questo io vorrei ripassare la parola a Stefano giusto per una conclusione. Mi spiace che siamo andati un po' lunghi, ma purtroppo l'argomento... Ma io, Lucio, non so che si aspettano loro da me in questo momento se non concludere e dire che la serata è stata grandiosa, di spessore. Mi complimento con te per tutto il gruppo di lavoro che ti hai tirato dietro. Ci sono informazioni veramente da poterci rielaborare, riflettere. Però ci sono delle sollecitazioni che secondo me meritano di dire due cosine sole e le dico dal versante del servizio fitosanitario regionale, centrale, insomma così alla fine siamo alcuni che rappresentano non i ricercatori ma rappresentano quelli che devono dare le risposte dal punto di vista operativo e Sergio ne ha spiegate. Cioè, io ve lo dico con franchezza, credo che voi siate qui tecnici di lunga data che hanno avuto a che fare con questo
problema da tempo, non è che è la prima volta che vi ci confrontate, però come noi avete avuto contezza che negli ultimi 2-3 anni sono accadute cose che portano alla ribalta questo problema. È una recrudescenza grave e che mette a serio rischio una filiera che è molto di più dell'affaire Xylella in Salento dal punto di vista socio-economico. Noi vogliamo far cambiare la curva. Adesso c'è una curva che è in crescita. Lo dico e mi dispiace dirvelo, quest'anno le cose andranno peggio dell'anno scorso. Perché non è possibile pensare che dopo un attacco che abbiamo visto dal 20 al 21, dal 21 al 22, noi semplicemente perché abbiamo fatto tanto lavoro, ma abbiamo le punture del 22 che manifesteranno i loro sintomi nel 23. Spero che non sia vero per il Veneto, temo che sia vero per l'Emilia Romagna e potrebbe essere che invece non mi sbaglio. Quindi c'è tutto questo sistema, ricerca, ispettori, tecnici, viticoltori, andremo in campo a fare un cambio di passo dal punto di vista dell'azione nel momento in cui i viticoltori vedranno un potenziale peggioramento delle condizioni di sintomo. Noi quindi dobbiamo dire che la strada intrapresa è quella giusta, ma ha bisogno di 2-3 anni per poter portare a casa i risultati. In questi 2-3 anni dobbiamo vedere se, quando siamo arrivati lì, la curva non è che abbiamo eradicato, perché anche questa è una storia che ce la possiamo dire, magari la possiamo anche raccontare a qualcuno, ma tra di noi dobbiamo dire che non è quello. Noi dobbiamo trovare delle strategie che ci permettano di far sì che la viticoltura in queste 7 regioni, 5 più 2 province autonome, e se no mi riprendi sempre, dove la questione è veramente grave, cioè non è che io facevo incontri sulla Pescenza 5-6 anni fa, 20, 30, 40 persone, adesso 300, 400 persone, cioè fa capire che c'è qualche cosa che è cambiato, no? E questo è il fatto positivo, è lì. Perché se voi pensate, qualcuno l'ha detto, le sanzioni, lui che fa le ordinanze, l'estirpo coattivo, quelli sono deterrenti. Dobbiamo averle a disposizione perché se c'è qualcuno che non piega il capo, poi io ho fatto campo a piegare. Ma non penserete mica che si risolve un problema su centinaia di migliaia di ettari attraverso l'omino col fischietto e col cappello. Non funziona. Cioè ci vuole sensibilizzazione del fatto che questa cosa, tanti comportamenti individuali fanno sì che il soggetto, tanto quell'uva non la raccoglie, è inutile che ci gira intorno. Quindi io sono convinto che ce ne sono tanti di elementi, no? Ma la piramide è chiara, è stata scritta nell'ordinanza che pubblicheremo, è stata scritta nei vostri provvedimenti, nei nostri sono uguali, quindi il coordinamento che abbiamo messo su ci dice che facciamo le stesse cose. La piramide è togliere le piante sintomatiche semplicemente subito e appena il sintomo, questa è la prima questione. Poi dopo ci sono anche tanti altri problemi, ma quello è il primo. Il secondo è trattare in maniera conforme, contemporanea, fatti bene, Mori ce lo spiega in maniera molto adeguata, più di quanto non sappia fare io, e farlo con i prodotti che abbiamo, perché non è che possiamo inventarcene degli altri. Poi abbiamo le situazioni di contesto, e queste sono state chiaramente dette, le indizi selvatichite, gli abbandonati. L'ordinanza ci darà molto più potere di quello che non avevamo con il vecchio decreto del 2000 del lotto obbligatorio. Giustamente dovremo creare rapporti con Autostrade per l'Italia, con Ferrovie dello Stato, con i consorzi di bonifica, tutti i soggetti che hanno a che fare con delle reti territoriali dove gli agricoltori sono quelli che subiscono un problema e noi dovremo avere a che fare imponendo a loro nella loro programmazione questo tipo di attività. E quindi questa manovra però ha bisogno, e quella è la cosa più difficile poi alla fine, ha bisogno di tanti comportamenti individuali corretti per far sì che in 3 anni cambiamo la curva a questa recrudescenza. Io penso, e questa è una cosa che a me torna, poi spero che nessuno di voi se la prenda, che quando il ministro della Repubblica, si chiamava Sirchia, decise di far sì che non si fumava più nei locali pubblici, quel ministro, io dissi, secondo me era un visionario, poi in realtà ha visto che ce l'ha fatta. E noi quando andiamo in un ristorante, quando andiamo al teatro, non fumiamo. Ma perché? Forse perché c'era la polizia municipale che ci veniva a multare? No, perché c'era il vicino di tavolo che ci diceva: a me dà noia.
Cioè questa azione, che è un'azione, significa che voi siete quelli che sono i nostri interlocutori, che questa storia sono qui fino alle 6 la sera, insomma effettivamente vuol dire che ci tenete, se no altrimenti andate a fare altro. Ecco, noi dobbiamo essere quegli alleati che ci permettono di far sì che gli operatori condividano questo. Poi c'è quello che non cambia il suo modo di lavorare, beh, dopo spetta a noi, ma deve essere una percentuale piccola del pacchetto, perché se la percentuale è alta, nessuno ce la può fare. Quindi noi abbiamo bisogno di questo, le rispondo. Abbiamo un piano di azione nazionale che deve essere portato a casa, è in ritardo di 4 anni. Abbiamo una direttiva sull'uso sostenibile dei fitofarmaci. Io credo che non so quanti voli aerei tra Bruxelles e Roma, Bruxelles Bologna, Bruxelles Venezia abbiamo fatto per gestirla. È lì che bisogna incidere, perché sennò altrimenti chi fa il mio mestiere le dice che bisogna leggere l'etichetta e bisogna applicarla, perché l'etichetta è legge. Però nel momento in cui si vede che c'è un'emergenza, di fronte all'emergenza si risponde con strumenti di emergenza, ci devono permettere di avere un pacchetto di prescrizioni che ci permettono di andare oltre. In questo momento la risposta vera è che l'etichetta fa legge. Mi fate concludere dicendovi complimenti, veramente un gran bel lavoro. Questa sensazione mi fa pensare che stiamo andando in direzione buona, poi se i risultati saranno corrispondenti ce lo sapremo dire. Grazie a tutti.